Buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus. Abbiamo i dati che sono stati diffusi proprio in questi istanti dalla regione del Veneto, dall'azienda Zero. Nella nostra regione siamo saliti a 2.473 casi di persone contagiate dal Covid-19, più 227 rispetto alla precedente rilevazione di ieri sera. I morti sono 69, quindi più 3 rispetto a ieri. I ricoverati 498, più 11 rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva 156, più 20 rispetto a ieri. Quindi per quanto riguarda i decessi, dicevamo, c'è stato un aumento di 3, 2 all'ospedale di Treviso e 1 all'ospedale di Montebelluna. 3 decessi quindi ancora nella Marca trevigiana. Si tratta di un paziente che appunto era ricoverato all'ospedale di Montebelluna, quasi ottantenne, di una signora di 90 anni e di un 78enne provenienti dal territorio e deceduti all'ospedale di Treviso nelle ultime ore. Allora, questi dunque sono i dati. L'epidemia sta avanzando quindi molto rapidamente nel nostro territorio. Tra poco alle 12:30 il presidente della regione Zaia ci appunto illustrerà, ci aggiornerà con l'ormai consueto punto stampa alle 12:30. Quindi in attesa di sapere le ultime notizie ci colleghiamo con la nostra inviata Ilaria Marchiori, che assieme a Sandro Ponchio si trova davanti alla sede regionale della protezione di crisi, dove appunto è allestita l'unità di crisi del coronavirus. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo proprio qui di fronte alla sede della Protezione Civile, dove alle 12:30 incontreremo il presidente del Veneto Luca Zaia, che farà il suo consueto punto giornaliero, il punto settimanale, alla luce delle ultime novità, degli ultimi dati. Oggi però sarà anche la giornata in cui verrà spiegata meglio la questione dei tamponi a campione, che è stata annunciata nei giorni scorsi. Il Presidente chiarirà anche molti dei dubbi dei cittadini e probabilmente risponderà anche a molte delle domande che sono giunte in questi giorni anche proprio nelle nostre redazioni attraverso messaggi di posta elettronica e attraverso molte telefonate che sono arrivate. Quindi probabilmente capiremo anche meglio come si svolgeranno questi tamponi nei vari luoghi e soprattutto con quali criteri e con quali priorità. Detto questo, volevo dire che è arrivata anche la conferma ufficiale che all'ospedale All'Angelo c'è il ricovero di un bambino di 2 anni risultato positivo al coronavirus. È un bambino che è stato a contatto con altri positivi, però all'interno dello stesso nucleo familiare, dunque che può aver contratto con tutta probabilità all'interno delle mura domestiche. La sua situazione, riferiscono, è sotto controllo e ha un pochino di febbre, non molto alta, però i medici hanno deciso comunque di ricoverarlo in via precauzionale vista la tenera età, e salvo imprevisto o improvvise complicazioni potrebbe anche essere dimesso a brevissimo, dunque nelle prossime ore. C'è un'altra novità che riguarda sempre il veneziano, nello specifico il territorio di Mestre, perché ci siamo chiesti più e più volte in questi giorni come ci si dovesse comportare o come si potesse agire e aiutare per i senza tetto, perché appunto loro non hanno una casa dove andare se non i dormitori pubblici, e comunque c'era la questione delle mense. Ebbene, per quanto riguarda la mensa dei poveri di Caletizia, proprio a Mestre, è stato allestito nel piazzale esterno, che solitamente è destinato a parcheggio, è stata allestita una tenda
senso struttura, all'interno appunto della quale sono stati distribuiti dei tavoli dove poter dare il cibo a chi ne ha bisogno. Le persone poi sono state ovviamente sistemate su sedie l'una lontano dall'altra secondo tutte le misure di sicurezza, una soluzione proprio anche per evitare che vengano consegnati i cestini insomma tra di loro e che possono essere eventualmente in quel caso contagiati. E sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie, i luoghi della mensa sono e saranno sanificati quotidianamente. È arrivata un'altra notizia molto importante da Veritas, che riguarda tutti i territori del Veneziano gestiti proprio da Veritas, ovvero che sono sospese fino al 3 aprile tutte le visite nei 16 territori nei 16 cimiteri, scusate, del territorio comunale di Venezia, quindi fino al 3 aprile come da ordinanza. Sono assicurate le sepolture, le esumazioni alla sola presenza dei parenti stretti, come abbiamo anche già più volte detto in questi giorni dall'entrata in vigore dell'ultimo decreto, dell'ultima ordinanza. Se non ci sono altre domande, Marta, io restituisco la linea allo studio in modo che possiamo entrare all'interno della sala in attesa dell'arrivo del governatore Zaia. Ecco Ilaria, ti volevo chiedere per quanto riguarda la questione delle mascherine. So che il governatore nelle ultime ore aveva come dire, battuto moltissimo su questo tasto, proprio perché da parte di tutti gli enti c'era questa grandissima richiesta, in primis per il personale sanitario ma poi anche per i lavoratori, proprio per questa difficoltà estrema nell'approvvigionamento delle mascherine. Pare che nella bozza del decreto, che appunto è in discussione, in approvazione in questi minuti al Consiglio dei Ministri, sia contenuto anche proprio finalmente questo tanto atteso via libera per poter produrre in proprio le mascherine. L'avevamo sentito nella diretta, appunto nel collegamento in diretta di ieri, che il governatore ha detto: se ci danno il via libera noi siamo pronti a produrre 2 milioni di mascherine. A tale riguardo avete avuto qualche notizia? Vi risultano aggiornamenti su queste indiscrezioni? Ecco, non ci risultano aggiornamenti. Il governatore proprio ieri nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, che ha appunto fatto con la stampa, aveva già detto questa cosa, però ha anche voluto specificare, l'ha voluto proprio chiarire: finché non abbiamo un via libera ufficiale io non voglio dire nulla per non illudere nessuno, non illudere i veneti, non illudere i cittadini. Dunque è molto probabile che anche oggi potrebbe arrivare questo via libera, questo ok ufficiale, ma fino a prima il governatore naturalmente non vuole dare alcun annuncio, perché non vorrebbe creare false speranze appunto nei cittadini che stanno aspettando con ansia di poter trovare e acquistare altre di queste mascherine. È probabile che questa conferma stia arrivando, probabilmente potrebbe anche dircelo a breve, però fino a che non lo incontriamo non possiamo dirlo con certezza. Ovviamente quello che ribadiamo ancora una volta è di rimanere a casa, di farlo, di non uscire per alcun motivo se non strettamente necessario, e questo è fondamentale che tutti i cittadini lo capiscano. Lo ribadiamo ancora perché non è mai troppo in questi casi, visto che ci sono ancora persone che escono senza averne le estreme necessità. Certo, grazie. Allora, grazie Ilaria, ci rivediamo insomma più tardi per la conferenza stampa del governatore. Grazie quindi a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. Intanto ci sono alcuni aggiornamenti, visto che siamo collegati con Venezia, appunto proprio per quanto riguarda il veneziano. Sono sospese fino al 3 aprile tutte le visite nei 16 cimiteri del territorio comunale di Venezia. Lo ha disposto oggi la Multiutility Veritas, che gestisce le strutture della città, in particolare il cimitero monumentale dell'isola di San Michele e quelli della terraferma. Questo delle cerimonie funebri è un
un tema, diciamo, che ha determinato parecchio sconcerto nella popolazione. Ne ha parlato anche il vescovo di Treviso nella messa che abbiamo mandato in onda ieri. Abbiamo anche un'intervista, infatti, se la regia intanto la può preparare, proprio dove il vescovo si rivolge a tutte queste persone, perché purtroppo a causa anche dell'epidemia di coronavirus nella nostra regione c'è stata una triste impennata dei decessi e l'impossibilità di poter celebrare delle cerimonie funebri così come eravamo abituati, insomma, fino a poco tempo fa, sta creando molto dolore nelle persone, molto dolore che si va ad aggiungere al dolore della perdita di una persona cara. Ora appunto viene anche sospesa la possibilità di far visita ai propri cari defunti al cimitero. Ovviamente questo non vuol dire che non siano sospese anche le sepolture, le esumazioni, che sono comunque garantite, ma alla sola presenza dei parenti più stretti e che devono essere alle ormai consuete distanze di sicurezza che conosciamo. Ma sentiamo proprio a questo proposito le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Io sto imparando da questo di non sprecare tempo, anche se sembra che sia tempo inattivo, non lo sprechiamo. Posso almeno sempre pensare ad una persona, pregare per questa persona, magari la posso sentire al telefono, mandare un messaggio, ma comunque possiamo essere persone che usano ogni secondo, ogni respiro, ogni battito del cuore della loro vita per amare, per essere qui per gli altri. E questa è una delle riflessioni del vescovo di Treviso in questa domenica di Quaresima e di restrizioni per un contagio che non accenna a diminuire. Ma anche un tempo avverso, ricorda Monsignor Tomasi, può diventare lo spunto per migliorarsi, tornando ad apprezzare le cose semplici quanto fondamentali della vita. Quando siamo di corsa siamo presi dai nostri progetti, dalle nostre cose e ci dimentichiamo, ma ci sono tante persone che hanno bisogno di noi, così come noi abbiamo bisogno degli altri, siamo legati tra di noi, questa è la solidarietà, e se siamo legati nella fiducia, dove sappiamo che tutti ci impegniamo, facciamo qualche sacrificio per tutti, per gli altri, allora anche noi siamo, in quel poco che facciamo, anche quel nostro stare a casa, diventiamo delle persone che costruiscono il bene comune, diventiamo nel nostro piccolo dei principi di bene e di amore nella nostra società. Anche in questa domenica un pensiero del vescovo trevigiano va a tutto il personale medico impegnato a salvare vite dal contagio da coronavirus. Sono ammirato dall'eroismo di tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario, tutti quanti, perché si stanno adoperando al di là di ogni obbligo, ma è quello che mi sembra al di là di ogni retorica di poter definire davvero come un eroismo nella carità e nell'amore. State facendo delle cose grandi per noi, sappiate che non siete soli e con voi ci sentiamo meno soli. E l'ultima riflessione del vescovo Tomasi è per le famiglie che vivono il dolore di una perdita e non possono celebrare i funerali. Io prego quotidianamente nella mia messa per tutti coloro che sono defunti e non hanno potuto avere delle esequie. Torneremo a celebrare l'Eucaristia per loro quando questa situazione sarà finita. Anche qui non dobbiamo sentirci da soli, e per ogni persona che in questo periodo torna alla casa del Padre c'è una comunità intera, c'è tutta la diocesi che prega, che è accanto a chi soffre e che prega l'intercessione di Dio per i vivi e per i morti. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, la notizia di oggi è quella del decreto cosiddetto Salva Italia, quel decreto appunto atteso per dare delle risposte alle tante aziende che in questo periodo sono messe a dura prova dalla emergenza coronavirus, dall'epidemia di coronavirus che sta interessando l'intero territorio nazionale. Da oggi poi sono sempre più stringenti le norme per quanto riguarda
riguarda la sicurezza dei lavoratori che nonostante la chiusura di moltissime attività sono comunque costretti a lavorare per garantire i servizi minimi essenziali al Paese. Molte le aziende che in queste ore hanno chiuso i battenti per mettersi in regola o comunque insomma per affrontare questa situazione emergenziale. In particolare la Fincantieri da oggi ha sospeso le attività produttive in tutti gli 8 stabilimenti italiani per 2 settimane fino al 29 marzo compreso, disponendo la chiusura di tutti i siti con ricorso a ferie collettive, anticipandole rispetto alla prevista chiusura estiva. Si tratta di 8.900 lavoratori direttamente dipendenti, cui si somma un indotto di quasi 50.000 persone. Quindi negli 8 cantieri, lo ricordiamo, sono a Monfalcone, a Marghera e poi nel resto d'Italia, ad Ancona, Genova, a La Spezia, a Napoli, a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli e a Palermo. È al lavoro soltanto il personale addetto alla sicurezza industriale e alla lavorazione degli impianti. La chiusura degli impianti appunto è stata preceduta da polemiche con i sindacati che hanno criticato la scelta di mettere in ferie i lavoratori invece di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Secondo l'azienda questo è l'unico modo per non pregiudicare il futuro del gruppo e salvaguardare quella che è naturalmente l'attività occupazionale, il livello occupazionale di un'azienda così importante nel nostro territorio. Rimangono invece aperti gli impianti delle società controllate all'estero. Dicevamo che c'è grande attesa dunque per quanto riguarda il decreto del governo. Ne abbiamo parlato nel corso della diretta ieri sera con il ministro ai rapporti con il Parlamento, l'unico ministro veneto di questo governo, il bellunese Federico D'Incà. Sentiamo quindi l'intervista. È una manovra importante, sono cifre che abbiamo messo in mente. Io sono da una parte contento e dall'altra anche orgoglioso che il nostro Paese come Italia è primo in questo momento, sfortunatamente chiaramente, ma siamo i primi a prendere le misure più forti in tutta la parte occidentale dell'intero globo. Insomma, dopo la Cina, dopo il Giappone, dopo le misure del Corea del Sud, nessuno in Europa sta affrontando il problema del Covid come lo stiamo affrontando noi. I nostri diventano parole comuni all'interno dei nostri concittadini. Sono tradotti pari dagli altri paesi e vengono applicati sia alla chiusura delle scuole, sia diciamo questa sorta di non so se poterlo chiamare coprifuoco, però non c'è nessuno in giro da nessuna parte, tutti quanti rimangono a casa con grande senso di responsabilità, a parte le persone che vanno a lavorare. Io ringrazio tutti, chiaramente le persone, gli infermieri, le persone della sanità del nostro Paese che stanno lavorando in maniera dura, ma ringrazio anche gli operai, gli impiegati che stanno continuando a mantenere, seppur al minimo, in vita l'economia del nostro Paese, perché è importantissimo. Voi sapete che non vi è nessun problema di approvvigionamento dei supermercati, non vi sono problemi di approvvigionamento dei bancomat, la benzina si trova all'interno dei distributori di benzina. Quindi passare con grande coraggio e con grande unità, e lo si vede ogni qualvolta si vedono dalle manifestazioni, dai balconi delle case, il canto dell'inno d'Italia. Essere così vicini come Paese ci dà la forza di poter uscire velocemente da questa grande sfida, e così come siamo entrati per primi, affrontandolo come l'abbiamo affrontato in maniera molto molto dura e di petto, io sono convinto che in poche settimane vedremo ottimi risultati che ci permetteranno di ritornare alla nostra, che però insomma credo che sarà molto cambiata nei prossimi anni. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi questo è il momento ancora di rispettare con maggiore rigore le regole, e le regole sono stare a casa, mantenere le distanze, pulizia delle mani. Nelle prossime giornate arriveranno milioni di mascherine per aiutare i nostri ospedali che sono chiaramente in difficoltà, i nostri medici, per poter dare la possibilità ai pazienti di essere curati. Va responsabilizzato ogni singolo cittadino
perché ogni cittadino può essere un portatore sano di questa malattia. Dobbiamo arrivare poi chiaramente nel prossimo anno finalmente ad avere il vaccino, mi auguro che arrivino anche i test su alcuni medicinali che sembrano, diciamo, alleviare le sofferenze e permettere di poter stare meno tempo all'interno delle terapie intensive, che è il luogo in questo momento maggiormente critico. Ecco, c'è una comunicazione anche della Coldiretti e delle varie associazioni degli agricoltori che naturalmente in questo momento, l'abbiamo sentito più volte, è chiaro che tutte le aziende della filiera agroalimentare devono garantire l'approvvigionamento di scorte alimentari per la popolazione. Scrive Coldiretti che in questo momento di difficoltà è fondamentale garantire la stabilità dei prezzi lungo tutta la filiera per bloccare ogni tentativo di speculazione a danno dei consumatori e degli agricoltori. Questo naturalmente in riferimento ai dati dell'Istat sull'inflazione, che evidenziano una sostanziale stabilità dei prezzi alimentari nella prima fase dell'emergenza coronavirus rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con i cittadini in fila proprio per acquistare i prodotti alimentari. Sottolinea la Coldiretti, occorre assicurare l'approvvigionamento con un'equa distribuzione del valore lungo la filiera, evitando ricari al consumo e ribassi ingiustificati alla produzione, assicurata dal lavoro di 740.000 tra aziende agricole. Stalle a preoccupare gli agricoltori, anche quelli del nostro territorio, è proprio l'andamento dei prodotti freschi con i vegetali, che registrano nelle quotazioni all'origine un brusco calo a 2 cifre al di sotto dei costi di produzione. Quindi in questo caso è assolutamente fondamentale, sottolinea Coldiretti, il richiamo alla responsabilità di tutti da parte del Presidente del Consiglio, che ha anche annunciato l'impegno della Guardia di Finanza per intervenire duramente contro i comportamenti speculativi a fronte appunto di questa emergenza. Purtroppo le speculazioni, abbiamo visto in queste ore, in questi giorni, ci sono, e non solo sui prodotti dell'agroalimentare, ma pensiamo a quanto sta succedendo per tutti quelli che sono i dispositivi medicali e sanitari introvabili o a prezzi folli. Sono ore queste di grandissimo lavoro per tutto il sistema sanitario della nostra regione, messo ovviamente sotto stress dalla grandissima mole di lavoro conseguente all'incremento dei contagi e dei ricoveri. Ne abbiamo parlato con il dottor Roberto Rigoli, primario del reparto di microbiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove si sta lavorando incessantemente da giorni, praticamente quasi H24, per i famosi tamponi che individuano il coronavirus. Sentiamo quindi l'intervista al dottor Rigoli. La Regione Veneto ha deciso di utilizzare i tamponi per fotografare la reale circolazione del virus, cosa che in altri paesi non è stata fatta. È uno sforzo notevole, pesante, perché ricordo che il tampone è un tampone che poi viene eseguito con tecniche di biologia molecolare, quindi molto impegnative dal punto di vista del lavoro. Siamo di fronte a una pandemia, la Regione Veneto ha deciso di investire moltissimo, stiamo lavorando, tutti gli ospedali hub che stanno facendo questi tamponi stanno lavorando 15-16 ore al giorno, tutti quanti, e cerchiamo di disegnare la fotografia di di quanto circola il virus. Noi ci stiamo impegnando su 2 fronti. Uno, quello dei pazienti che entrano in ospedale, sui quali facciamo il tampone per capire se sono positivi o negativi, per sapere se isolarli o non isolarli. L'altro fronte è quello sugli operatori, che stiamo valutando per vedere quelli che sono positivi o negativi, e l'altro fronte sono sui pazienti del territorio, quindi è un lavoro enorme. Senta, il tampone, lo sappiamo, dà una mappatura della situazione e può essere importante. Rispieghiamolo, perché è importante?
Allora, il tampone evidenzia la presenza del virus in fase attiva, quindi chi ha il tampone positivo vuol dire che alberga il virus. Ci sono i cosiddetti portatori asintomatici che però possono infettare e ci sono quelli invece sintomatici che hanno una sintomatologia lieve e quindi possono stare a casa, e poi c'è il terzo gruppo che sono i portatori, diciamo gli infetti con patologia grave che vengono ricoverati. Di questi possiamo dire quelli che vanno da noi in malattie infettive, che non sono fortemente impegnati, quelli che sono più impegnati vanno in pneumologia e quelli che sono gravi vanno in rianimazione. Questa è la tipologia dei pazienti che seguiamo. Chiedo questa cosa perché è nuova di oggi, purtroppo i messaggi WhatsApp che girano sul coronavirus si sprecano. Un messaggio che sta girando che dice: coronavirus rimane vivo 9 giorni sull'asfalto, bisogna lasciare le scarpe fuori di casa. Cosa diciamo? Guardi, i lavori che sono venuti fuori, che riportano la resistenza di 9 giorni del virus sulle superfici, sono lavori che sono stati smentiti. Attualmente ci sono degli studi in corso per capire esattamente quanto il virus resiste alla superficie. Per cui attualmente dati concreti, sicuri, non li abbiamo. Ecco, allora, avete sentito quelle che sono le parole del dottor Rigoli del reparto di microbiologia. Ovviamente tutta la sanità che si sta riorganizzando. Ieri il Presidente della Regione ha annunciato già una ulteriore fase di questo piano Marshall della sanità che prevede la realizzazione in ogni provincia della nostra Regione di una o più strutture dedicate esclusivamente ai pazienti Covid, con anche la riapertura di alcuni ospedali che erano dismessi da anni. Tra pochissimo ci collegheremo con i nostri inviati a Valdobbiadene, dove la Protezione Civile e gli alpini hanno riaperto il Guicciardini dopo 20 anni. Ma sentiamo intanto le parole di Zaia su questa riorganizzazione degli ospedali della nostra regione. Identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus. Il piano anticoronavirus della Regione Veneto è pronto ed il sistema regionale si prepara ad affrontare la fase critica, scegliendo di dedicare alcuni ospedali solo ai pazienti gravi malati di coronavirus. Per la Marca saranno l'ospedale di Vittorio Veneto ed il San Camillo a Treviso, un'ala dell'ospedale di Belluno per le Dolomiti, l'ospedale di Dolo, Villa Salus e quello di Jesolo per la provincia di Venezia, l'ospedale di Trecenta per il Rodigino, l'ospedale di Schiavonia per la provincia di Padova, dove quello del capoluogo resta comunque di riferimento regionale, l'ospedale di Sant'Orso per la provincia di Vicenza e per il veronese i nosocomi di Borgo Trento e Villafranca. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Un piano d'emergenza che dopo la sospensione degli interventi chirurgici e delle visite non urgenti prevede quindi il reperimento di nuovi posti letto, arrivando tra pubblico e privato a 825 posti letto per la terapia intensiva, 383 per pneumologia, 1777 per malattie infettive e 2985 posti letto ospedalieri, infine altri 740 posti ricavati negli ex ospedali. Dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Usa una metafora meteorologica il Presidente della Regione. La tempesta sta arrivando, dice, e dobbiamo essere preparati. Qualcuno si chiederà: ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti,
ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremmo perso la collaborazione dei cittadini. Ecco, queste allora le parole del governatore Zaia, e proprio in questi minuti è in corso la conferenza stampa del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Vediamola insieme dalla diretta Facebook. Mascherine. Per quanto riguarda approvvigionamenti dall'estero, ci siamo mossi anche autonomamente. Dobbiamo ovviamente verificare che le dogane dei paesi di origine, perché ovviamente ci auguriamo che la dogana italiana non faccia problemi, possa riuscire quindi ad esportare la merce e ad importarla in Friuli Venezia Giulia. Non ho capito, poi lo dite voi. Infine vorrei sottolineare che rispetto ad altre regioni, faccio l'esempio della regione Marche che è partita circa con noi abbiamo avuto un numero di contagi inferiore allo stato attuale. Questo, secondo le nostre ipotesi, è dovuto al fatto che facciamo una procedura che oltretutto nella giornata di ieri, con la presenza di rappresentanti dell'OMS a Palmanova, è stata valutata assolutamente virtuosa, di ricerca dei casi delle persone che sono state a contatto con persone a loro volta risultate positive, e dall'altra parte delle misure di contenimento che come Regione abbiamo messo in campo prima di avere addirittura il primo caso positivo, perché noi siamo stata la regione che è entrata insieme a Veneto e Lombardia, che avevano già i casi su nostra richiesta, all'interno sia delle prime misure di contenimento, poi con motu proprio anche della chiusura di università e scuole quando tutte le altre dovevano riaprire. E questo ad oggi ci ha premiato. Ovviamente poi l'evoluzione della situazione, quella purtroppo non è attualmente prevedibile, ma ci auguriamo che le misure di contenimento ormai su tutto il territorio nazionale possano avere delle risposte positive in termini di numero di contagi ovviamente inferiori. Aggiungo solo due cose, che ringrazio il professor Barbone per tutto il lavoro che sta facendo per quanto riguarda anche la parte previsionale, ma ad oggi verrà aiutato dal servizio statistica di Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di poter abbinare i dati scientifico-medici con lo scenario della popolazione, poter andare in previsioni sempre più dettagliate e sempre più utili, che chiaramente sono estremamente variabili, come capirete, perché l'evolversi di un virus poco conosciuto dà certezza a livello internazionale limitate. Invece per quanto riguarda le attività produttive, ho dato disposizioni all'assessore Bini che oggi, che aveva un tavolo con le categorie economiche, vogliamo iniziare anche in collaborazione con le categorie economiche stesse ad avere un dato statistico sulle esigenze di tutte le aziende, anche quelle piccole aziende, e sulle necessità o sulle criticità che hanno, al fine di poter predisporre misure di carattere regionale a seguito del decreto che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri, che siano complementari a questo decreto stesso, ma dall'altro lato possa essere basato su dati veritieri delle necessità di ogni singola azienda. Dopo io farei adesso passare gli interventi, poi se avete domande anche sul decreto, perché noi nella giornata di sabato, rispetto alle bozze di decreto che sono arrivate, Regione Friuli Venezia Giulia ha mandato delle osservazioni specifiche al Governo per le misure da implementare o modificare, appunto sempre in quell'ottica di collaborazione istituzionale che riteniamo importante. Io quindi darei la parola al vicepresidente Riccardi, se vuole aggiungere qualcosa.
perché ho fregato gli argomenti a tutti ovviamente perché me li hanno detti prima, non perché so più di loro, e quindi li ho riportati, ma quindi darei la parola al vicepresidente Riccardi. Non è che posso aggiungere, gli elementi di rilievo sono stati rappresentati molto bene dal Presidente. Direi che tutta la nostra azione sostanzialmente si è sviluppata attraverso due canali. Il primo canale interno a quella che era l'organizzazione del sistema di contenimento e dentro il sistema di contenimento alle spalle l'adeguamento e la previsione legata alla capacità del sistema ospedaliero di contenere il fenomeno che si presenta ora e nel Ecco, allora avete sentito queste le parole del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Abbiamo parlato di questo piano di riorganizzazione della rete sanitaria ospedaliera, nel caso specifico del Veneto, nella provincia di Treviso si stanno anche riaprendo degli ospedali che erano chiusi da 20 anni. Nel caso specifico della provincia di Treviso è quello di Valdobbiadene, l'ospedale Guicciardini. Sono al lavoro gli alpini e al lavoro la protezione civile che sta appunto predisponendo la riapertura in caso emergenziale, quindi in caso non fossero più sufficienti posti letto negli ospedali attuali per poter accogliere i pazienti malati di coronavirus. Vedo che abbiamo in collegamento da Valdobbiadene Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Lucio. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Intanto lasciatemi dire che mi mancava arrivare a Valdobbiadene facendo una filtrina completamente vuota di lunedì mattina. Direi una cosa che rimarrà negli annali, perché veramente la strada vuota, la statale vuota, una delle statali simbolo del nostro territorio, faceva molta malinconia, devo dire. Detto questo, ho visto anche tanti cartelli con la scritta "andrà tutto bene" fuori dalle case. Significa che insomma, la gente vuole esprimere la positività in questo momento molto difficile. Sono a Valdobbiadene, dietro alle mie spalle l'entrata dello storico ospedale Guicciardini, sono con il sindaco Luciano Fregonese. Buongiorno sindaco, tenga pure la mascherina perché teniamo anche la distanza droplet, io ho il braccio lungo per cui riusciamo a stare a certa distanza. Qui che cosa state predisponendo? Allora, grazie ai volontari di protezione civile si sta sistemando il cosiddetto monoblocco, il vecchio ospedale Guicciardini sui suoi 6 piani, che potrà ospitare per ora 140 posti letto che sono stati richiesti, ma volendo anche di più. È un grande lavoro, è già a buon punto, sono già stati, oltre alle pulizie, insomma, già portati dentro quasi un centinaio di letti. Ora si sta procedendo alla sanificazione dei locali. Da quanto tempo era chiuso? Ecco, allora c'è qualche problema in questo collegamento con Lucio Zanato relativamente alla riapertura dell'ospedale Guicciardini. Ecco, forse sta ripartendo? No, c'è evidentemente qualche problema di collegamento di linea. Allora, nell'attesa di vedere appunto di ripristinare questo collegamento, abbiamo sentito più volte in queste ultime ore moltissimi appelli a rimanere a casa per tutelare noi stessi, per tutelare gli altri. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, ritorniamo appunto al Friuli Venezia Giulia. Abbiamo i dati ultimi relativi alla situazione dei contagi. Sono 384 con 20 persone che hanno perso la vita, 77 ricoveri e 15 in terapia intensiva. Questi i dati del Friuli Venezia Giulia. E dicevamo, allora, ecco, vedo di nuovo in collegamento Lucio Zanato, si è ripristinato, fatemi sapere se possiamo andare. Sì, lo rivedo Lucio, c'è stato un problema, non ti sentivamo più. Sì,
Abbiamo notato. Allora, Sindaco, dicevamo, chiuso dagli anni 90, fine anni 90, però adesso è stato ripristinato. I posti letto, quanti sono quelli che stanno arrivando? Allora, 140 posti letto sono stati richiesti. Credo che se sarà necessario, spero di no, si possono ricavare ulteriori, però insomma i 140 credo che in un paio di giorni tutto è sistemato, pronto e saranno disponibili se necessario, spero di no, ma l'importante è farsi trovare pronti e poter dare un sostegno a tutta la regione e a chi ne ha bisogno. Questo per quanto riguarda i posti letto, poi naturalmente ci sono tutti i macchinari per la terapia intensiva, immagino. No, qui non sarà attuata la terapia intensiva. Il piano prevede di dislocare dagli altri ospedali dei reparti, diciamo, più semplici da gestire. Sto pensando, ma questo ci verrà detto ovviamente dall'ULSS, per esempio la geriatria, l'ortopedia, per far sì che negli ospedali ci possa avere più spazio, più medici disponibili per intervenire nei casi specifici di coronavirus, fino anche alla terapia intensiva. Non sarà qui il caso di Valdobbiadene, ma appunto altre terapie più semplici da gestire. Perfetto, ringraziamo il Sindaco e facciamo venire invece il responsabile, il coordinatore. Bruno Crosato, rimaniamo sempre in distanza. Come sta procedendo la sanificazione? Il lavoro si procede benissimo, siamo in tanti, siamo oggi circa 70 persone, in confronto di ieri avevamo 100 e 120 sabato, adesso stiamo rifinendo tutti i piani. Abbiamo ancora da lavoro per 2 giorni, ma 2 giorni pieni, per mettere in funzione l'ospedale. Quante persone state utilizzando? Quanti volontari? Ora 70 persone oggi, 70 volontari, che stiamo lavorando, un po' con difficoltà perché lavorare con mascherine e guanti, non idonei qualche volta, però ci dobbiamo adattare a questa emergenza. Allora andiamo a sentire 2 volontarie che sono qui vicino. Buongiorno, il suo nome e il suo cognome? Emanuela Geronazzo. Emanuela, come avete trovato l'ospedale? Non era messo malissimo sinceramente, ovviamente polvere e cose, però si riusciva a lavorare bene. Adesso com'è messo? Cioè nel senso l'avete sanificato? Cosa è successo? Sì, l'abbiamo sanificato e adesso stiamo portando dentro i letti, i comodini e tutto il materiale necessario che poi verrà, speriamo, non utilizzato, ma nel caso saremo pronti ad affrontare questa emergenza. Bene, noi adesso realizzeremo un servizio cercando di entrare il più possibile all'interno, diciamo così, dell'area, così ve la racconteremo meglio nel corso del pomeriggio. Se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, grazie, buon lavoro a te e a Nicoletta, che continuerete per la giornata di oggi a fornirci notizie ed aggiornamenti dalla provincia di Treviso. Allora, abbiamo sentito i numerosi appelli a restare a casa perché è fondamentale, è l'unico modo che noi abbiamo per poter arginare i contagi e quindi cercare di fermare il virus. Naturalmente un consiglio, un obbligo anzi, che vale per tutti, a maggior ragione per le persone che hanno delle patologie, che hanno dei problemi. Sentiamo a questo proposito l'appello che è stato postato dal senatore Stefano Bertacco, un appello molto accorato, sentiamolo insieme. Ciao a tutti, sono Stefano Bertacco, senatore della Repubblica e assessore ai servizi sociali del Comune di Verona. È la prima volta che pubblico un mio video su Facebook, ma dopo aver visto pochi minuti fa il video del sindaco Sborina, ho pensato che fosse corretto fare questo video. È da novembre che combatto con un cancro. Sono 12 giorni che resto a casa per il problema del coronavirus e oggi per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda, da Peschiera fino a Garda, è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo, per il proprio disinteresse verso gli altri, verso chi oggi è in strada, negli ospedali, nelle sale di rianimazione, per cercare di salvare vite umane. E voi cosa fate? E compromettete tante altre.
Credete che non abbia voglia nemmeno io di andare a fare una passeggiata? Potrei giustificarlo pensando, non so ancora quale sarà l'esito della mia malattia e forse potrebbe essere una delle ultime passeggiate che potrei fare. E invece sono qua, a casa, resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e soprattutto della vita altrui. Allora fatela finita, perché ve lo dico chiaramente, in maniera molto diretta, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi, ottusi, a non vedere, a non capire che siamo in una situazione difficile, drammatica. Le persone continuano a morire negli ospedali e voi cosa fate? Alimentate la catena del contagio. Oggi stiamo pagando con i numeri del Veneto, con i numeri anche di Verona, l'ultimo folle fine settimana scorso, dove gli assembramenti sono stati tantissimi. Ma voi pensate che sempre tocchi agli altri? Guardate che non è così, la vita è strana. Può cambiare in 10 secondi e rendervi ciò che oggi è bello tutto molto brutto. Io ve lo dico, non credo di essere il più stupido a restare a casa. Credo di essere solo una persona normodotata che ha fatto della sua vita la parola responsabilità, una parola concreta, una parola vera. Ora mi aspetto da tutti voi, da tutti coloro che vedranno questo video, una risposta seria, una risposta di vita, ma soprattutto la volontà e la capacità di essere persone responsabili. Ciao a tutti. Ecco, avete sentito quindi quanto sia importante, quanto sia fondamentale soprattutto per le persone malate che tutti rispettino quelle che sono le indicazioni che ci vengono date dalle autorità sanitarie, quanto sia importante quindi rimanere nelle proprie abitazioni per evitare che il contagio si diffonda ancora di più di quello che sta facendo. Autorizzati ad uscire, anzi invitati ad uscire per andare all'ospedale sono invece i donatori di sangue, proprio perché in questo momento a causa dei timori del coronavirus le donazioni nel nostro territorio sono calate di molto, e quindi ovviamente anche questo è un aspetto che preoccupa, proprio perché negli ospedali c'è bisogno di sangue. Allora sentiamo l'intervista che è stata realizzata questa mattina a Wanda Pradal, segretaria provinciale dell'Avis di Treviso. Sì, serve sangue, ne serve sempre, in questo momento magari anche di più, perché magari la paura del coronavirus ci fa un po' rallentare queste donazioni, perciò dobbiamo comunque promuoverlo, anche perché dobbiamo assolutamente dirlo che non si trasmette assolutamente con il sangue il coronavirus. Dunque lei vuole fare un appello per continuare a donare? Sì, continuare a donare adesso e dare una continuità anche nel futuro, nel senso che di sangue ce n'è bisogno ogni giorno, di conseguenza il momento così fa diventare i donatori ancora più bravi, però dobbiamo dare una continuità, pertanto dobbiamo anche un po' contingentare queste donazioni in modo tale da non rimanere senza fra un mese o un mese e mezzo, perciò dobbiamo continuare a donare. Stiamo suggerendo appunto ai tanti donatori di chiamare la segreteria provinciale dell'Avis di Treviso, ovviamente per i donatori di Treviso, in modo tale di prendere anche le prenotazioni e avere anche le indicazioni come diventare donatori o come fare la donazione in questo momento. Come fa una persona ad essere sicura di poter donare? Allora, innanzitutto i donatori da sempre per andare a donare devono essere in ottima salute. In ottima salute uno si sente, non deve avere la febbre, non deve avere il raffreddore, non deve avere malattie, non deve aver preso farmaci, ma questo i donatori lo sanno già. E vale tutto quanto valeva prima, vale anche adesso, devono essere in ottima salute. In questo momento in particolare è necessario fare la misurazione della febbre in modo tale di poter donare. Se si ha più di 37,5 è meglio rimanere a casa. Ai donatori tutti e anche tutti i cittadini dico che per muoversi nel territorio è necessario avere l'autocertificazione, assolutamente. L'autocertificazione la potete trovare anche sul sito e anche su Facebook di Avis Provinciale, dove c'è appunto scritto articolo 5 della legge 219 del 2005, scusate, dove si dice che la donazione di sangue è il livello essenziale di assistenza.
Mi fa un appello breve a tutti i telespettatori. Donatori, non abbiate paura, andate a donare. Ecco, queste avete sentito le parole, questo appello alla donazione di sangue da parte dell'Avis provinciale di Treviso. Ora ci colleghiamo via Skype con Alberto Irone, segretario della Filcams CGIL di Treviso. Buongiorno Alberto, grazie per essere con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io sento un audio, se la regia mi può togliere, non capisco. Misure punitive diverse. Se c'è forse un convegno o qualche cosa dove si trova Alberto, perché sentivo questo. Non attuabile con l'immigrato accolto, che possa prevedere... Niente, allora c'è qualcosa nel PC. Comunque, Alberto, allora per quanto riguarda la situazione dei lavoratori dei supermercati, noi abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni in queste ore di persone preoccupate, sia clienti sia lavoratori anche, che ovviamente temono per la propria salute. Ne abbiamo parlato diverse volte nel corso delle varie dirette. Sono da ora in vigore queste normative più stringenti anche per la sicurezza. La situazione a questo momento com'è dal vostro osservatorio? Allora, dal nostro osservatorio la situazione è questa: è stata una settimana particolarmente intensa per gli operatori del commercio alimentare, perché ovviamente sono stati sotto stress a partire dal 9 marzo, cioè il giorno in cui tutte le attività di ristorazione e tutti i bar hanno chiuso per decreto, e i dipendenti del commercio garantiscono responsabilmente il lavoro e garantiscono responsabilmente il servizio. Abbiamo assistito a scene, devo dire, poco educative nel corso degli ultimi giorni, perché soprattutto nella giornata di sabato ancora non è passata l'idea che la spesa debba essere fatta in maniera ordinata e che soprattutto si debba rispettare alla lettera le misure contenute dentro il decreto, il DPCM. Crediamo che a fare la spesa ci debba andare una persona sola, e soprattutto invitiamo tutti, come abbiamo fatto nel corso della giornata di sabato, a rispettare le distanze di sicurezza, perché anche gli operatori del commercio sono lavoratori, esattamente come gli operatori sanitari e tutti i lavoratori che in questo momento sono chiamati al rispetto delle norme previste dal decreto, e quindi è giusto che il loro lavoro, come il lavoro di altri, venga svolto in sicurezza. Sabato mattina è stato siglato un protocollo con le tra organizzazioni sindacali e Confindustria, che è stato recepito da Confcommercio e dalle organizzazioni datoriali del commercio. È un protocollo importante che segna un primo passo nella garanzia della tutela della sicurezza dei lavoratori dei settori che in questo momento sono chiamati dal decreto a continuare l'attività produttiva. Noi crediamo che da un lato sia importante esigere sicurezza e tutti i dispositivi di protezione necessari, quindi mascherine, guanti, nastri per segnalare la distanza alle casse e dai reparti che ancora fanno la vendita del fresco, e soprattutto crediamo che sia necessario fare un appello alla cittadinanza perché la spesa venga fatta nella maniera più ordinata e disciplinata possibile, perché gli operatori del commercio sono lavoratori esattamente come gli altri e quindi anche la loro sicurezza deve essere tutelata. Scendere a meno di 1 metro di distanza da loro inevitabilmente li espone a un pericolo di contagio, quindi serve sicuramente la sicurezza, e la sicurezza degli addetti deve essere garantita prioritariamente. Abbiamo visto scene davvero poco garantiste di questo tema nel corso degli ultimi giorni, ma allo stesso tempo è fondamentale senso civico da parte della cittadinanza e da parte degli altri lavoratori. Su questo punto chiediamo che la domenica il governo, come chiesto anche dalle associazioni datoriali, chiuda i centri commerciali e chiuda gli esercizi commerciali, i supermercati e gli ipermercati, perché in una situazione di questo tipo
rischia di essere un pericolo tenere aperto la domenica e rischia di generare un'affluenza fuori controllo da parte della clientela. Quindi meglio spalmare i consumi su 6 giorni e non su 7. Questo è l'appello che abbiamo fatto alla Presidenza del Consiglio negli ultimi giorni e sul quale ci aspettiamo risposte. Ecco, avete in queste ore anche in definizione quello che è il decreto cosiddetto Salva Italia, insomma con le misure straordinarie che sono state prese dal governo per venire incontro alle aziende. Avete avuto modo, immagino in queste ore, di vedere la bozza, il testo definitivo dovrebbe essere noto tra pochissimo. Che cosa ne pensate a questo proposito? Allora, noi pensiamo che in questo testo, sul quale si sta lavorando da diversi giorni, vadano predisposte misure per estendere il congedo parentale per poter permettere ai lavoratori del settore privato di gestire questo periodo in cui molte attività sono chiuse senza mangiare le ferie e senza ricorso agli ammortizzatori sociali, scelta che comporta una ricaduta sul reddito e una ricaduta importante sullo stipendio. Ecco Alberto, scusami, ti interrompo perché sta cominciando a Marghera, vedo nel monitor la conferenza stampa con tutti gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Grazie mille per il collegamento, magari ci ricolleghiamo più tardi, così quando conosceremo anche i dettagli nel vivo proprio di questo provvedimento. Grazie, buon lavoro. Grazie. A dopo. Ci siete ragazzi? Ci siamo. Bravi. Grazie per lei. Che c'è anche Zennaro qua. Ciao. Grazie di essere qui, un buongiorno a tutti, anche ai cittadini che ci ascoltano. So che ci sono molte dirette, quindi cercherò di essere molto breve, sintetico e dare le informazioni. Ma ci siete o non ci siete? Ci siamo. Dicevo, cercherò di dare informazioni oggi rispetto a un paio di argomenti. Allora, i dati intanto di giornata del bollettino del mattino sono di 2.473 persone positive, 498 ricoverati in area non critica, comunque 498 persone ricoverate, 156 in terapia intensiva, sono 20 più di ieri sera, dimessi 130, decessi 69. Allora, rispetto ai nostri modelli, purtroppo i modelli, come si può dire, vengono confermati giorno dopo giorno. Devo fare i miei complimenti a quelli che stanno facendo i modelli previsionali, perché posso dirvi che saremo anche nelle condizioni di dirvi il giorno prima quanti malati in terapia intensiva avremo il giorno dopo, e quindi questo dà anche una dimensione della professionalità con la quale è stata ed è seguita questa vicenda. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto, non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, sicuramente la sera è indubbio che ci siano tutti i cittadini in isolamento, che restino a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a fare 2 passi tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca, e se non lo avete ancora capito, se non lavoriamo in squadra tutti assieme, finisce che molte altre persone andranno in terapia intensiva. Guardate che noi abbiamo proiezioni da 400, 500, 600 persone contemporaneamente in terapia intensiva. Ho l'impressione che ci sia molto anche fai da te. Allora, siccome i veneti sono persone responsabili, sono persone che seguono e rispettano le regole, vorrei ricordare a tutti i veneti che quando si dice restate a casa, non è che ci sono poi le varianti sul tema perché restare a casa sì,
ma l'aria che respiro a casa è come l'aria che respiro fuori, che è più pulita, tanto sono da solo, o magari i bambini li metto a giocare con quelli del vicino di casa, oppure faccio una cena con i vicini, tanto respiriamo la stessa aria dello stesso condominio. No, restare a casa vuol dire che i nuclei familiari debbono restare in isolamento. Punto. Perché i nuclei familiari? Perché necessariamente abbiamo i nuclei familiari e non possiamo prevedere o provvedere che addirittura ci sia l'isolamento individuale delle persone, questo per ovvi motivi, no? Il nucleo familiare è la cellula minima vitale della comunità. Per cui io sono assolutamente favorevole e chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. La tua libertà finisce dove inizia quella del tuo vicino di casa. La tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. E qui la libertà è quella di restare sani, restare in vita, non ammalarsi. È fondamentale che continuiamo a insistere su questo fronte. Quindi, se volete, la mia personale opinione sarà quella di chiedere che si inasprisca ancora di più. Abbiamo capito che l'attività fisica all'aperto, che è stata considerata, diciamo, come una valvola di sfogo, perché ci rendiamo conto del sacrificio che facciamo tutti noi, ma non è che lo fanno per me, per i miei assessori o per qualcun altro, lo facciamo per noi stessi questo sacrificio, che sia chiaro, no? Abbiamo capito che anche quella valvola di sfogo è una valvola che non funziona, perché la corsetta, il footing fatto, alla fine dà a tutti l'alibi e la giustificazione di uscire per poi fare, guardate, io sono uno che va a correre e fa attività fisica per i campi, cioè io non ci vado più, ma non ci vado più, potrei sapere anche dei percorsi dove non trovo nessuno, ma non ci vado più perché penso che sia fondamentale dare l'esempio. E penso che noi abbiamo tutti la responsabilità. A questo punto mi ha scritto una podista che fa le ultramaratone, mi ha detto: guardi, faccia un appello, me l'ho scritto ieri, così non può funzionare. Io sono un atleta che fa le ultramaratone, lo faccio di mestiere, le dico che io non mi alleno più. Quel po' che faccio lo faccio in casa, a corpo libero, faccio le mie attività, ma non esco di casa per allenarmi. E allora, se questi sono gli appelli dei professionisti, penso che a noi che siamo quelli del sabato e della domenica non è che ci casca il mondo addosso se saltiamo qualche weekend di corsette fuori o quant'altro. In generale vi dico che su questo fronte noi continueremo a lavorare. Vi ricordo che il decreto scade il 25 marzo, quindi siamo alla prossima settimana, e quindi prima della prossima settimana tenteremo di tenere vive le interlocuzioni col governo proprio per chiedere comunque da parte nostra ancora più restrizioni. Lo chiediamo non perché abbiamo, come si può dire, la volontà di essere dei persecutori o siamo dei sadici e vogliamo limitare la libertà dei cittadini, ma perché sappiamo quale sarebbe la prospettiva o sarà la prospettiva nelle nostre terapie intensive e nei nostri ospedali. Ho letto di qualcuno che oggi inizia a scriverci che stiamo sbagliando tutto, che gli inglesi hanno capito tutto. Vi invito solo di attendere la fine e vedere i bilanci. Noi abbiamo 63 morti, rimboccandoci le maniche, facendo di tutto per evitare. Non voglio neanche pensare, puntando alla teoria dell'immunità di gregge, che vuol dire che quando il gregge è immune, ha formato gli anticorpi, vuol dire che tu aspetti sulle porte dell'ospedale tutti quelli che ti arrivano, a prescindere. Gli inglesi organizzano le maratone, secondo me è sbagliato. Se c'è qualcuno che pensa che questi siano i bei segnali, alla fine faremo la conta dei decessi e faremo anche la conta di che strascichi lascia questa malattia. Voglio ricordarvi che oltretutto si esce vivi molto spesso, ma si esce con insufficienza renale, si esce con danni neurologici, quindi non stiamo parlando di una passeggiata o di un'influenza. Chiuso questo, vi dico che noi abbiamo in questo momento
più o meno quasi 7.000 persone in isolamento fiduciario. Questo è l'esito dei tamponi, per capirci. Cioè nel momento in cui facciamo il tampone, becchiamo il positivo, facciamo gli isolamenti fiduciari e quindi ne abbiamo 7.000. È un grosso lavoro, vogliamo implementare. Vi dico già, vi do una prima informazione sui tamponi, che la capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno, cioè moltiplichiamo di molto. A queste si aggiungono le attività del professor Crisanti, che ovviamente vanno secondo altri canali scientifici, che sono quelle anche più random, più on the road, come ho detto, e quindi abbiamo la parte della clinica microbiologica del Veneto, dei nostri ospedali, che ne farà almeno 11.300, 12.000. E poi avremo i famosi 10.000 campioni, ci dice il professor Crisanti, che saranno quelli a corredo per isolare eventuali focolai. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi, e quindi capite che non è che vuol dire che in un istante siamo in grado di coprire tutto questo fronte, perché solo i dipendenti sono 54.000 in Veneto. Però voglio dirvi che questa è la filosofia, che nel giro penso una settimana siamo già a regime col tema dei tamponi sui dipendenti, le case di riposo, i medici di base, che sono 5.000, quanti sono? 3.150 medici di base, e poi ovviamente cominciare ad implementare sempre di più la risposta diciamo a colui che ha i sintomi ma ancora in teoria dovrebbe attendere il periodo di osservazione. Questo perché più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. Fino ad ora abbiamo fatto 35.000 tamponi, noi sapete che siamo le superstar del tampone, ci daranno un premio alla fine, e dei 35.000 ne abbiamo avuti 31.135 negativi, quindi vuol dire che facciamo un'attività veramente di scouting e di ricerca, perché su 35.000 31.135 negativi e il resto abbiamo positività o parte da approfondire, diciamo. Comunque 31.000 erotti sono negativi. Detto questo vi dico che col progetto... Ah, non me lo diciamo un altro giorno, cioè, perché ho visto che sono altri dati, grazie. Allora, detto questo, vi dico che la partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Potete scrivere questa parola se fate gli articoli o le mandate in video. Perché sono gli stessi che dicevano che le mascherine non servono, sono gli stessi che non ci hanno detto che questa emergenza prevede il warning totale per i respiratori meccanici, sono gli stessi che non ci hanno mai detto che questi pazienti assorbono 40 volte, 20 volte di più l'ossigeno rispetto a un paziente normale in terapia intensiva e che quindi abbiamo il problema del congelamento dei tubi e delle condotte dell'ossigeno negli ospedali. Sono gli stessi che non ci hanno detto fin da subito che la razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite, io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Domande ragazzi? Sì. Prego, ne facciamo poche perché oggi abbiamo fretta, poi vi lascio gli assessori. Presidente, oggi il governo dovrebbe approvare questo decreto che tu ben conosci perché mi sentite tutto il giorno, insomma. Ci ho sentito Speranza anche prima che lei.
contatto quotidiano. E ci sono degli aspetti di questo decreto, penso per esempio alla possibilità di requisire strutture private, assunzioni straordinarie, insomma ci sono ospedali da campo, degli aspetti di questo decreto che possono interessarli, che pensate? Sì, ce ne sono. Beh, intanto la requisizione delle strutture è già prevista dal decreto passato, quello ultimo fatto, quello. In questo decreto ci sono due aspetti sui quali noi abbiamo insistito e lavorato, insistito brutto termine perché comunque abbiamo lavorato, perché non abbiamo dovuto insistere, che sono rappresentati il primo dal tutto il tema dei dispositivi di protezione, che al di là dell'aspetto medico e clinico c'è quello del popolo, e il popolo va aiutato per metterlo in protezione. E ragazzi, mascherine non ce ne sono. Ieri sera noi avevamo in mano una partita, ve lo posso dire, abbiamo lavorato, se guardate, io su Instagram ho scritto fino alle 3 di questa notte, vi posso far vedere. Abbiamo lavorato pensando di avere in mano, ce l'avevamo, una partita di 3 milioni di F3, PFF3, cioè le top, 3 milioni di pezzi. Adesso arrivano notizie che dalla Cina è tutto bloccato nelle esportazioni, non si capisce, c'è il mondo intero. Quando voi nei vostri articoli, nei vostri servizi presentate il mondo con i famosi pallini rossi con le infezioni, ormai vedete che il mondo si sta colorando di rosso. Prima c'era qualche focolaio e quindi immaginate che dove vedete un pallino c'è un'istituzione o un paese che chiede forniture. Stiamo andando avanti bene col discorso dei respiratori. Abbiamo un buon canale e sono fiducioso perché stanno iniziando a consegnare, però sul fronte quindi dispositivi, ok, c'è una norma, spero venga ripresa, questo ci permetterebbe di lasciare libera iniziativa ai nostri imprenditori che vogliono costruire, diciamo, guardate, io organizzerò una mostra di quanta creatività ci sia in Veneto rispetto alle mascherine. Oggi c'è arrivata l'ultima che è da Star Trek addirittura. E dall'altro c'è un'altra norma che io caldeggio, che è quella della fiscalità. Allora, noi da un lato abbiamo necessità di comprare merci, scusate, non fiscalità, delle garanzie. Dall'altro noi non siamo come un'azienda che può emettere lettere di credito e dire a chi ci vende la roba dall'altra parte del mondo stai tranquillo perché c'è una banca, c'è la lettera. Quindi so che nel decreto si cerca di affrontare anche questo sistema in maniera tale che quando troviamo la fornitura la riusciamo a comprare, perché in questo momento ce le soffiano perché vogliono il pagamento del 100% dell'importo prima, al momento della conferma dell'ordine, e tu dall'altra parte non sai se c'hai uno serio o uno che ti manda gli scatoloni vuoti, come è già accaduto in giro per l'Italia. Per cui il decreto dovrebbe aiutarci anche su questo fronte. Prego. La produzione di grafica alimentare è arrivata? No, guardi, allora rispetto a quella produzione, che non è l'unica, perché sono tanti imprenditori che si stanno attrezzando per produrre anche forme alternative di protezione, e dovrebbe esserci dentro in questo decreto. Però il tema qual è? Il tema è che poi lì su quel fronte stanno facendo delle prove, l'idea è innovativa, però il problema è il materiale, perché alcuni materiali vanno bene ma sono meno filtranti, altri vanno bene ma sono meno filtranti, altri vanno male, vanno male da un punto di vista di applicazione, però sarebbero molto filtranti. È proprio un problema di materiali. Se su quel fronte si trova il materiale giusto, diciamo che possiamo andare in distribuzione. Noi stiamo provando dei dispositivi, però ci vuole il materiale giusto. Sul decreto sì, rispetto ai materiali abbiamo fatto un incontro anche stamattina, ma ancora non ci siamo. Però devo dire che Franceschi sta facendo un lavoro strepitoso con i suoi, il signor Franceschi, proprietario, perché comunque anche ieri, l'altro ieri, H24 stanno facendo prove. Vogliamo mettere nelle condizioni di avere i veneti almeno protetti da un dispositivo usa e getta, questa è la nostra idea. Io sono pronto alle restrizioni. Cosa si inserisce? Un'idea ve la do subito, secondo me vanno chiusi, prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate, cioè la passeggiata non è un delitto e i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo,
e i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Questi sono solo 2 esempi, però per me i centri commerciali e le rivendite la domenica vanno chiuse, insomma, siamo nati, siamo cresciuti con i negozi chiusi la domenica, Cioè adesso non venga fuori che bisogna avere il negozio aperto la domenica. Andate in Germania in tempi di pace, la Germania comunque li chiude in maniera assolutamente molto anticipata i negozi a fine settimana. Prego. Antivirali, se posso, c'è qualche novità? No. Vari studi Antivirali, allora, il vaccino non se ne parla ancora, lo stanno sperimentando. Noi stiamo sperimentando, siamo tra gli unici, tra i pochissimi a sperimentare questi, diciamo, farmaci che potrebbero avere effetto su questo virus, da quello per l'artrite reumatoide ad altri farmaci. Adesso c'è anche l'incontro con la delegazione cinese che porterà magari le sue visioni e i suoi ragionamenti, ma i farmaci sono quelli che stanno sperimentando. Grazie. Presidente, chiarissima la proposta sui centri commerciali, non ho capito bene sul discorso degli spazi aperti. Bisogna stare a casa. Ormai abbiamo capito che l'unica soluzione è stare a casa. Tu li vieteresti proprio le passeggiate? Sì. Quindi servirebbero controlli ovunque, perché se poi... Beh no, guardate, i veneti sono persone per bene, non hanno bisogno di controlli. È che nel momento in cui hanno ragione anche loro, nel decreto, e noi diamo come indicazione che si può andare fuori all'aria aperta per fare la corsetta o per fare una passeggiata, e ci sta, ma bisogna che non si crei l'effetto gregge, no? Che poi non ti ritrovi che tutta la città si riversa nell'unico passeggio che c'è, ed è esattamente quello che è accaduto. La Restera a Treviso non era vuota, e penso che neanche i passeggi padovani, piuttosto che sui colli iberici o quant'altro. Le foto le abbiamo viste tutti. Io non mi sento di dar colpa ai cittadini, a questo punto bisogna correggere il tiro. Il sindaco di Treviso si è arrabbiato, ho visto? Non lo so, non ho letto. Ho fatto un video, ho detto state a casa. Non ho letto. Altro? Una domanda, se si può, velocissima. Sì. Mi sembra che in questo momento la Regione stia affrontando l'emergenza con risorse esclusivamente proprie, certo, al di là di quello che è previsto, ma per adesso ogni centesimo investito l'avete messo voi. C'è un'idea dell'entità di questa spesa straordinaria? No. Guardate, noi andiamo avanti investendo, comprando attrezzature e mettendo al primo posto la salute dei veneti. Alla fine faremo un bilancio. C'è anche da dire una cosa su questo fronte: voglio ringraziare tutti coloro che donano, tutti coloro che partono con nuove iniziative. Deve registrare? Con nuove iniziative per raccogliere fondi. Tanti sono ragazzi giovani, veramente un grazie di cuore ai giovani. Però vi ricordo che poi c'è un conto ufficiale della Regione, che magari oggi, Carlo, diffonderemo nuovamente, che è il conto che poi noi dedichiamo all'acquisto dei respiratori meccanici, per capirci. E quindi ringrazio tutti quelli che donano. Anche ieri ho parlato di un imprenditore che ha versato 500.000 euro, un altro imprenditore ne sta versando 1 milione di euro, ma fanno bene anche coloro che versano 1 euro, e li ringrazio tutti in maniera uguale. Volevo chiedere una cosa, ieri è uscita questo discorso sui tamponi di massa nei supermercati eccetera, ancora non abbiamo... No, quello è un progetto con il professor Crisanti, ma è ovviamente a campione. Vi ricordo che i veneti sono 5 milioni di tamponi, impossibile farlo. Già inizierà in questi giorni, oggi? Io spero che si riesca verso fine settimana a fare dei campioni, perché poi ci sono anche temi di autorizzazione, perché ci vuole il consenso anche per fare tutte queste partite. Prego. Altre domande? Sì, io vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda la sanificazione su strada. C'è qualcuno che inizia ad avere qualche tipo di timore, paura, serve sanificare? Abbiamo dato indicazione con una lettera mandata, ma cosa si deve fare? No, non capivo. Stavo dicendo che abbiamo dato ieri una lettera mandata ai servizi di igiene nostri da contattare i sindaci per
delle attività di sanificazione. Noi suggeriamo di fare uno spargimento di acqua, una soluzione acquosa al 5% di ipoclorito di sodio di varachina, quindi acqua più varachina al 5%. Vi devo dire che questa mattina mi sono sentito anche peraltro col presidente nazionale di Coldiretti Prandini, stamattina presto, perché poi loro hanno, tutti i loro agricoltori in zone nelle quali si produce la vite, ringraziare Dio che adesso abbiamo i produttori di vino, perché hanno l'atomizzatore, per cui possono riempire gli atomizzatori e andare in giro di notte a spruzzare acqua e varachina sui viali dei nostri paesi, il che, attenzione, non è la soluzione, però in una visione di un mosaico questo è un piccolo tassellino che va bene, se si riesce. Non basta ma aiuta, se si riesce a fare ben venga. Adesso ovviamente i sindaci si attrezzeranno, chi può, chi non può, ringrazio tutti i sindaci, so che alcuni si sono attrezzati anche con la macchina della protezione civile e il megafono per dire state a casa eccetera, rifatelo, fatelo più che potete, i sindaci sono assolutamente in squadra, stanno lavorando bene ed evitano le polemiche, a differenza di qualcun altro che giustamente non ha niente da fare e quindi fa polemiche. Adesso io, scusate colleghi, andrei con i quotidiani che stanno attendendo da tempo. Allora, per quanto riguarda le modalità di un eventuale, quello che la Banzan definisce il coprifuoco, compreso la proibizione che De Luca ha già deciso sulle passeggiate domenicali, lei ha già risposto abbondantemente. La Nicolussi Moro chiede se questi tamponi verranno allargati anche a tutto il personale sanitario, mi pare che abbiamo ci aggiungerei non anche, ma dal personale sanitario. Cioè, il nostro grande valore in questa battaglia è il personale sanitario. Certo, e per quanto riguarda i tamponi davanti ai supermercati mi pare che abbiamo risposto brillantemente. Il vice Minazzi dell'ANSA, il piano straordinario degli ospedali rimane per ora in stand-by fortunatamente. Stiamo attivando anche il primo warning su Villafranca, questo ve lo dico perché si sta muovendo Verona. Schiavonia è partito il warning anche perché ve l'ho già detto ieri, per coprire diciamo, i malati che escono dall'azienda ospedaliera, però adesso stamattina il primo warning sul veronese su Villafranca perché Verona si sta impennando. L'ANSA pone due domande, uno se sul progetto tamponi, sia quelli nostri sia quelli a tappeto del professor Grisanti, lei cerca comunque un'intesa con le altre regioni e col governo per renderlo un processo. Ma guardate, sono scelte e tutte le regioni, Lombardia compresa, fanno scelte legittime che poi uno riesce a far su misura in base anche alla natura dei territori e al tipo di organizzazione della sanità. Per cui evitate contrapposizioni o confronti tra i modelli, perché tutti i modelli sono validi. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge, uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente, per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto lei dovrebbe fare come Johnson, io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato, così gli ho risposto. Sempre il collega Buoso dell'ANSA dice il quarto giorno che è senza casi di positività, come lo valutate e se è la dimostrazione? È la prova provata che il sistema dei tamponi, se riuscissimo, ma non ce la faremo mai per assurdo farli a tutti, è la prova provata che il sistema funziona. Ha avuto i primi 2 casi, abbiamo fatto i tamponi a tutti su mia volontà, perché i professoroni dicevano che era sbagliato, abbiamo fatto 3.000 tamponi, alla fine la contabilità sono stati 66 casi positivi, di gente che non c'entrava niente con i primi con i 2 contagiati. I 66 li abbiamo isolati per 14 giorni, alla fine abbiamo portato a casa 6 positivi. Chiusa la partita, Vo è il posto più sano dell'Italia. Dice sempre la data che il coprifuoco eventuale impone anche di spegnere le luci, insomma, ha un comportamento pesante e poi dice... sai, io dico una roba che ho apprezzato ed è da brivido quello che ho visto dai terrazzini a mezzogiorno ieri, cioè è molto, io la vedo bene questa iniziativa, però posso dire una roba, siccome ho visto anche alcune situazioni, quando i terrazzini sono gomito a gomito, io eviterei di andare fuori, quantomeno datevi il turno prima uno dopo l'altro, perché vuol dire proprio veramente farsi male da soli.
Cioè vi ricordo che scientificamente non è che possiamo fermarci al metro, può essere 1,20 m, 1,5 m, 2 metri, 2,5 m, dipende dall'aria, dalla brezza, dalla carica di virus che ha la persona che ti infetta, da un sacco di robe. Cerchiamo di capire che non siamo dall'ingegnere qui. Le ultime due domande, sempre la Mazzà dice: abbiamo assistito a comportamenti diversi, a Jesolo spiagge vuote, a Padova assembramenti. A Jesolo spiagge vuote perché la gente non può muoversi in macchina. Dice lei, ordinato un ibrido fra tutti i comuni o... Allora, le ordinanze restrittive si possono applicare, però è giusto che noi diamo copertura ai sindaci, perché i sindaci non possono essere esposti a maree di ricorsi, denunce o quant'altro, e qui si parla di limitazione della libertà personale. Quindi assolutamente ci sono già delle direttive del Ministero degli Interni. Penso che nella costruzione del prossimo provvedimento post 25 marzo, e se volete la mia opinione, quantomeno va reiterato, perché pensare di aprire tutto il 25 marzo vuol dire non aver visto i dati, e bisogna assolutamente costruire un provvedimento che sia ancora più restrittivo. Vi confermo che oggi siamo andati a controllare le prime aziende in Veneto con le Spisa per verificare i dispositivi. Non lo so, non lo so perché abbiamo fatto la videoconferenza alle 10 stamattina, erano fuori, hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. Prego? Scusa, farete un report anche su questo? Sì, vi daremo risultati. So che alcuni di voi hanno chiesto di accompagnare gli ispettori. Mi dovete scusare, ma non lo troviamo corretto nei confronti di chi viene controllato e che viene messo alla gogna. È un controllo che peraltro è a sorpresa, per cui a sorpresa deve esserci per tutti. Presentarsi lì con la televisione, capisco le esigenze, però non possiamo farlo. In tutte le province? Sì, sì. Può dirci stamattina più o meno in quali province? Dappertutto. Scusami, avrei un'ultima domanda, poi vi lascio ancora l'ultimissima su WhatsApp. Il sindaco di Jesolo dice che il collega Guerretta ha problemi con gli operai dei cantieri per ripristinare spiagge e chioschi in vista della stagione. Loro lavorano ma è difficile rispettare il restante, lui vorrebbe chiuderli per un paio di settimane, si tratta di centinaia di persone. Cioè risistemazione spiagge. Ma guardate, allora, i cantieri per la sistemazione delle spiagge prevedono l'utilizzo del dispositivo del DP, della mascherina. A quel punto, quando uno ha la mascherina, capiamoci, se l'attività è un'attività necessaria, penso che il tema delle spiagge e il ripascimento ci faccia anche sperare che si ritorni alla normalità. Allora io penso che sia più in pericolo un medico col dispositivo in ospedale di uno che lavora in spiaggia per il ripristino della spiaggia. Dopodiché il sindaco ha l'autorità per poter fare anche delle scelte diverse. Mi ha segnalato questi discorsi, il vero tema è che ci siano i dispositivi. I sindacati hanno fatto un accordo a livello nazionale col governo di tenere aperto tutte le attività produttive che hanno modo di garantire ai propri lavoratori i dispositivi. Se in spiaggia i lavoratori non hanno i dispositivi vuol dire che le aziende devono chiudere, punto. Un dettaglio ancora sui tamponi che mi sembrano una questione molto importante. L'appunto mi dice che attualmente siamo a una capacità di 3.200-3.300 al giorno e che hai chiesto alle microbiologie di arrivare a farne 12.000 al giorno. Ma è un obiettivo percorribile? Sì. Si può fare in tempi? Me l'hanno confermato questa mattina, adesso vengono trasferiti molti lavoratori dal laboratorio analisi alle microbiologie, visto che abbiamo contratto l'attività, facciamo solo le urgenze, e quindi il nuovo piano che ci hanno presentato alle microbiologie del Veneto è di 11.330, 11.500. Allora queste sono le microbiologie degli ospedali hub regionali, a queste si aggiunge il lavoro scientifico del professor Crisanti che ci dice a voce che lui riesce a metterne in piedi in altri 10.000 al giorno. Quindi se funzionasse questa macchina andiamo via a una media di 20.000 tamponi al giorno. Ma con che tempi pensi che si possa arrivare a questo obiettivo? Penso che una settimana dovremmo essere a regime. Grazie. Grazie, vi lascio l'assessore Lanzari e l'assessore Bottacin, so che qualcuno aveva delle domande. È la RAI che doveva fare una domanda specifica. No, lascio Bottacin, dopo la Lanzari. Sì, può, okay. La facciamo così, va bene.
No, la domanda... Allora, Lanzarini mi dà un aggiornamento sulle case di riposo che ci stanno a cuore. Grazie. Ciao. Arrivederci. Assessore, sul piano di ripristino degli ospedali che erano chiusi, adesso in particolare noi siamo a Monselice, però insomma il dato in generale. Gli ospedali sono 5, quello di Monselice, sì. Il totale di posti di letto previsti sono 740, 140 a Valdobbiadene, 204 a Monselice, Bussolengo 170, Isola della Scala 120 e Zevio 106. Noi siamo a buon punto, abbiamo 236 squadre operative sul campo, non solo negli ex ospedali, ma anche a supporto degli ospedali operativi, come supporto per il pre-triage, per il montaggio tende. Stiamo montando un posto medico avanzato, insomma abbiamo delle attività in corso anche oggi e siamo a buon punto. Questi ospedali possono essere operativi già da venerdì. Sì, già da venerdì diciamo che alcuni sono più avanti con i lavori, alcuni sono un po' più indietro, ma direi che ci siamo insomma sulla tabella in marcia. Penso che già da mercoledì sera noi possiamo garantire un buon quantitativo di posti letto partendo da alcuni piani e quindi non tutto l'ospedale, però insomma per il fine settimana noi ci siamo dati come termine ultimo venerdì e poi dopo ovviamente consegniamo gli ospedali alla sanità per l'utilizzo che ritengono di farne secondo quello che è già stato detto ieri nella presentazione del piano. Aggiungo una cosa che può essere magari di interesse, e cioè che oggi proprio in Veneto stiamo facendo anche le verifiche per il biocontenimento riguardante il trasporto in elicottero dei pazienti. Oggi vengono tutti trasportati su gomma e con l'ENAC stiamo facendo il test sui nostri, noi abbiamo 4 tipologie di elicotteri, sono diversi, stiamo facendo il test appunto del biocontenimento per valutare anche questo aspetto. Ovviamente lo facciamo per la CROSS, che è quella parte del Dipartimento della Protezione Civile che ha la funzione, l'abbiamo già stato detto i giorni scorsi, di eventualmente spostare anche pazienti da regione a regione. Noi lo facciamo con l'ENAC che è a valenza nazionale ed è in corso in queste ore a Treviso. Assessore, scusa, ho capito bene, entro venerdì sera voi siete in grado di consegnare gli ospedali dismessi con le capienze previste? Sì, più o meno con le... sì. Con capienze ridotte siamo già in grado di farlo a partire da mercoledì, però per avere i numeri che sono stati detti servirà tutta la settimana. Ecco, per l'assessore Lanzarini, a proposito degli ospedali dismessi, vale il discorso che eventualmente avete in programma di trasferire effettivamente dei pazienti o sono una carta di riserva al momento? Allora, il Presidente ha ben spiegato ieri, questo è il piano che si andrà in attuazione per step, quindi man mano che si esauriranno i posti letto che oggi sono stati previsti di potenziamento tra terapie intensive, mini-invasiva e malattie infettive, perché allora in quell'occasione noi andremo ad aprire gli ospedali Covid, quindi quelli che sono stati inseriti e individuati, uno per ogni azienda sanitaria. Abbiamo già detto che sicuramente oggi sta soffrendo di più il territorio padovano e quindi Schiavonia era già a ranghi ridotti, perché sappiamo è rimasta chiusa 15 giorni e quindi insomma Schiavonia già sta facendo da cuscinetto rispetto a Padova. Oggi c'è anche il discorso su Villafranca, perché probabilmente le 2 aziende universitarie sono quelle che oggi insomma hanno una mole ma anche un numero insomma molto importanti. Subentreranno poi, quindi quando saranno attivati questi, quando gli ospedali che oggi ci sono andranno in sofferenza,
i posti letti che sono stati ricavati negli ospedali dismessi, quindi solo in quell'occasione entreranno in funzione. Però è chiaro che noi dobbiamo avere un piano completo a 360 gradi e modulabile anche giorno per giorno. E comunque mi pare di capire, per capirci, negli ospedali dismessi e riattivati adesso, eventualmente andranno solo pazienti tra virgolette normali. Sì, abbiamo specificato ieri, l'ha specificato ieri il Presidente, perché chiaramente i pazienti Covid hanno bisogno di attrezzature di un certo tipo, sappiamo il problema respiratorio, quindi gli impianti di ossigeno e quant'altro, quindi gli altri serviranno eventualmente per pazienti insomma che sono più stabili. Assessore, le posso chiedere una curiosità scientifica, naturalmente, visto il tema? Con che cosa state curando i malati? Si sente di Ebola, HIV, si parla di anti-reumatoidi, cosa... No, allora, il Presidente l'ha detto prima, ci sono due sperimentazioni. Quella che è partita all'azienda ospedaliera di Padova, che è quella appunto che parte dall'Istituto Spallanzani, e in Veneto abbiamo solo l'azienda ospedaliera di Padova che è col farmaco dell'Ebola. Da ieri invece insomma, si parla in questi giorni del farmaco per l'artrite reumatoide e quello oggi mi sembra che AIFA oggi si pronuncerà su questo, mi sembra di ricordare, quindi poi saremo pronti a farlo circolare, quindi anche non solo a Padova ma anche perché chiaramente è un farmaco diverso rispetto a quello per l'Ebola, che era un farmaco che era stato studiato per l'Ebola ma poi era un po' andato nel dimenticatoio, no? Quindi non era più stato utilizzato. L'altro invece è un farmaco che viene utilizzato insomma anche per l'uso insomma molto più quotidiano, ecco, per l'artrite reumatoida, quindi quello insomma ha una filiera diversa, ma oggi mi sembrava che oggi si doveva esprimere anche AIFA su questo. Sono solo voci che arrivano dalla Germania di possibili vaccini, si sente addirittura prenotazioni da parte di Trump, è fatta politica? Ecco, avete risposto voi, noi sappiamo che il tempo per un vaccino è un tempo molto lungo, si parlava di un anno e in questo caso almeno io quello che ascolto non sono un tecnico, ma essendo anche un virus che muta molto facilmente è anche difficile pensare a un vaccino in tempi veloci perché proprio stanno anche vedendo le mutazioni che ci sono e quindi insomma dovremo sicuramente attendere, poi tutto il resto lo sento e lo leggo dai giornali come voi. Senta, Assessore, prima il Presidente ha detto una frase in mezzo a tutto il discorso, dice quando uno esce spesso ha conseguenze renali, neurologiche, eccetera, eccetera. Questo vuol dire che uno che si becca sta roba e passa attraverso le terapie intensive? No, allora non creiamo e non diciamo cose insomma, che creano paura, angoscia e timore. Ogni quadro clinico è un quadro clinico a parte, dobbiamo pensare a pazienti che hanno anche più patologie, che hanno quadri clinici complessi, che hanno già diverse problematiche e quindi possono avere anche un escurso di un certo tipo. Abbiamo sentito però, e questo è comunque allo studio, di insufficienza renale sì, questo insomma può effettivamente succedere, accadere, poi è chiaro che ogni paziente è un paziente a parte, quindi è difficile adesso capire, vedere, fare una statistica, però insomma ci sono casi, insomma si stanno verificando anche casi di questo tipo, soprattutto l'hanno visto in Cina ma in Lombardia che sono più avanti di noi. Un'altra domanda che avevo fatto ieri e mi era stato risposto che servivano i dati eccetera, abbiamo un numero, qualcosa che ci dica quanta gente è uscita invece dalle terapie, è guarita, è uscita dalle terapie? Noi abbiamo il dato complessivo che erano 121 mi sembra di diversi, però non vi so dire, dobbiamo cercare di estrapolare, eventualmente Carlo proviamo a estrapolare un dato sulle terapie intensive, solo non ce l'abbiamo oggi. Non ce l'abbiamo oggi, non dobbiamo estrapolarlo. No, vi faccio, visto che il Presidente ci teneva, vi faccio due parole sulle strutture per anziani o le strutture sociosanitarie, perché è chiaro che sono uno dei focolai più importanti ma soprattutto anche più a rischio.
Voi sapete che noi abbiamo in Veneto circa 360 strutture per anziani, quindi cito solo quelle per anziani senza citare quelle per i disabili o quant'altro, che vanno da strutture piccole con 50 posti a quelle anche con 500-700 posti letto, poi divisi tra logistica diversa. Su questi abbiamo visto che proprio perché si tratta di persone anziane con più patologie, una volta che in qualche modo il virus entra diventa molto difficoltoso. E allora non solo abbiamo inserito tutti gli operatori sanitari in quella fase di screening che diceva il Presidente, quindi già da diciamo così evitare, quindi se ci sono dei operatori positivi da evitare, insomma, che rimangono in contatto con gli anziani, ma stiamo anche scrivendo delle procedure rispetto a il verificarsi di casi dentro le strutture, quindi prevedere anche degli isolamenti, onde evitare di portare i pazienti anche dalle strutture agli ospedali e quindi creare poi l'intasamento, il problema all'interno degli ospedali. Quindi stiamo scrivendo anche una procedura in questo senso. Uno dei problemi che stiamo affrontando è quello del personale, perché essendo personale all'interno delle strutture in molti casi che risulta positivo, iniziano ad andare in affanno e quindi iniziano ad avere problemi sul personale. Qui insomma abbiamo chiesto appunto anche con personale in pensione, abbiamo chiesto la cooperazione sociale, abbiamo chiesto e stiamo cercando di raccogliere per quelle strutture insomma che dovessero avere problemi. Penso a Merlara nel Padovano, che è la prima insomma che è andata un po' in crisi, anche a Bassano la Madonnina adesso sta soffrendo un po' di più, e quindi in questo caso abbiamo chiesto anche al volontariato insomma, diciamo, di capire che disponibilità, se si dovessero verificare situazioni in cui non riescono più insomma, a garantire il servizio perché c'è troppo personale positivo all'interno. Ecco, a proposito di appelli, il famoso appello al personale della sanità in pensione che ha fatto tante volte Zaia, c'è qualche riscontro, qualcuno si sta facendo avanti? Sì, ci sono, ve li presentiamo domani. Domani vi stiamo raccogliendo e domani vi diamo tutti insomma, i numeri di chi oggi ha risposto ai vari bandi, anche tra cui quelli che sono in pensione. Perché abbiamo il quadro complessivo e quindi vi diciamo a livello di personale quanti hanno risposto. Il bando, quello straordinario. Sì, ma voglio dire, è la soluzione straordinaria, non le 524 assunzioni a tempo. No, quello non c'è. Lo diciamo domani, va bene? Grazie. Vi ho lasciato i dati di oggi. Eccoci, allora abbiamo visto la conferenza stampa dell'assessore Zaia, del governatore Zaia e degli assessori Bottaccini e Lanzarin per fare il punto al momento della situazione. Noi ora ci fermiamo proprio per qualche istante di pubblicità, restate con noi, subito dopo torniamo nuovamente in diretta, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata a tutti gli aggiornamenti dell'epidemia di coronavirus. Avete sentito poco fa la lunga conferenza stampa, il lungo ormai consueto quotidiano punto stampa del governatore Zaia che ci ha aggiornato sull'andamento dell'epidemia. Allora cominciamo subito dai dati. I dati che sono stati comunicati sono relativi ai contagi. L'epidemia sta continuando a progredire in maniera veloce nel nostro territorio. Siamo a 227 nuovi contagiati rispetto a ieri sera per un totale di 2473 casi. I morti sono 69, 3 in più rispetto a ieri, tutti e 3 sono della provincia di Treviso, e poi abbiamo 498 ricoverati, 156 dei quali 20 di più rispetto a ieri sera sono in terapia intensiva, 130 i pazienti che sono stati dimessi dall'ospedale sono quindi guariti. A fronte quindi di una progressione dell'epidemia di queste proporzioni, abbiamo visto insomma la Regione sta preparando questo piano straordinario di
riorganizzazioni delle strutture ospedaliere per liberare nuovi posti letto per i malati gravi, per creare nuovi posti letto in terapia intensiva. È chiaro però, e l'ha detto chiaro e tondo il governatore Zaia nel corso, ancora una volta l'ha ribadito nel corso di questo punto stampa, che le restrizioni evidentemente non bastano se l'epidemia continua a salire in questa maniera, proprio perché anche in questo ultimo fine settimana, ieri in particolare, nonostante in molti rispettino l'indicazione di non uscire di casa, ci sono ancora troppe persone che continuano ad uscire, che non hanno capito quindi la gravità della situazione, sono andati in molti a passeggiare, a correre nelle aree verdi, creando delle situazioni molto pericolose dal punto di vista del rischio del contagio. Proprio per questo, ha detto Zaia, si sta valutando, e la Regione lo sta chiedendo a gran voce al Governo, di valutare in quello che sarà il prossimo decreto, quando scadrà quello attualmente in vigore, che appunto scade il 25 marzo, di valutare un inasprimento delle misure. In particolare la Regione del Veneto chiede la chiusura dei centri commerciali la domenica ed il divieto di passeggiate, il divieto totale di passeggiate, di attività fisica all'aria aperta, di giri nel parco. Insomma, si può uscire di casa solo ed esclusivamente per andare a lavorare, per andare a fare la spesa o per quelle altre indifferibili necessità, come per esempio andare all'ospedale piuttosto che in farmacia. Questo dunque è quello che ha detto il governatore Zaia. Peraltro ha annunciato anche che è pronto a partire questo nuovo piano, questo nuovo progetto dei tamponi a tutto, che verranno estesi a tutto il personale sanitario del Veneto, a partire naturalmente dal personale ospedaliero, per poi andare nelle case di riposo, nei medici di base. Tutti questi saranno appunto controllati con il tampone a tappeto e poi si procederà con quei controlli per così dire random tra i cittadini, davanti a quello che si era detto appunto nei giorni scorsi, davanti ai supermercati, per cercare di individuare gli asintomatici positivi. Allora abbiamo sentito anche delle parole dell'assessore Bottacin, che procede a ritmo serrato la riapertura dei vecchi ospedali, di quegli ospedali che erano stati dismessi, dai quali si prevede nel Veneto di ricavare 740 nuovi posti letto, 240 dei quali saranno all'ospedale di Valdobbiadene e all'ospedale Guicciardini, chiuso da 20 anni. Abbiamo in collegamento, lo vedo nel monitor, proprio dall'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene il nostro Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto, che adesso vedo sono entrati nella struttura. Prima li avevamo visti all'esterno con i volontari della Protezione Civile e degli alpini. Allora Lucio, sei dentro questa struttura? Sì, com'è la situazione? Sì, com'è? Intanto vi dico che devo tenere la mascherina, perché qui hanno fatto un lavoro in questi giorni di sanificazione, quindi noi, per rispetto del lavoro ma soprattutto delle persone che poi entreranno in questo ospedale, lavoreremo con la mascherina in volto. Ci perdonerete ma è così. Sono sempre con Bruno Crosato, che è il responsabile di questo ospedale, nel senso della sanificazione, giusto? A lei le hanno dato l'incarico di mettere a posto questo ospedale? No. Non di metterlo a posto, di farlo agire, di portare dentro delle persone. Ecco, intanto vediamo, Nicoletta, se puoi girare dall'altra parte, facciamo vedere le persone che stanno lavorando. Queste sono le operazioni che voi state facendo dopo aver pulito tutto. Sì, abbiamo trovato sulla terrazza andiamo a vedere. I letti che ci servono, li portiamo giù e li sanifichiamo giù dopo. Ecco, perché questo è tutto materiale che voi state recuperando. Senta, lei mi ha detto prima che è arrivato qua mercoledì, giusto? Mercoledì. Avete fatto il giro degli ospedali, quando le hanno aperto la porta cosa ha pensato? Maria. Ecco, esatto.
Perché, diciamolo, era chiuso da molto tempo. Era chiuso, qui c'è anche la responsabile dell'ospedale, ex dell'ospedale, che lavorava qua, che ha detto, mamma mia. Allora, voi dovete sapere che intanto il suo nome e il suo cognome. Rita Zago. Ecco, signora Rita, lei tra un po' dovrebbe andare anche in pensione, se non sbaglio. Hanno detto di sì, Ecco, tra 11 mesi. La sua attività qual è principale? Infermieristica, sono un'infermiera, lavoro qui da 37 anni e per me è un'emozione rivedere questi reparti. Perché lei ha cominciato qua? Io ho incominciato a lavorare qua in ospedale nel 1983 e quindi ho visto gli ultimi traslochi e ho iniziato tutte le chiusure, a mettere tante belle catene. All'epoca ho pianto per mettere le catene, adesso ho pianto per vedere riaperte queste stanze. È stata un'emozione unica e non avrei mai pensato. No, non me l'aspettavo, ogni tanto venivo dentro per vedere se trovavo ancora qualcosa che poteva servire ed era emozionante. Allora andiamo a vedere insieme, vi porto, anzi ci portano, perché sono stati gentilissimi, ci hanno detto mi raccomando state con la mascherina perché qui abbiamo lavorate da giorno e notte praticamente. Quasi giorno e notte. Ecco, allora chi è che mi descrive qual è il lavoro tipo? Allora ecco, vediamo, non da questa parte, vediamo, perché vogliono anche farci vedere il paesaggio, giusto? Certo, ecco, qui non manca. Perché chi verrà qui all'ospedale, se verrà qualcuno, noi speriamo di no, perché se no significa che abbiamo terapie intensive completamente piene, avranno anche comunque, diciamo così, la possibilità di gustarsi un po' l'occhio per quello che è possibile. Comunque, allora signora, ci faccia capire, questo è Queste sono le nostre stanze di degenza dell'ex ospedale che avevamo una volta, sono tutte stanze con un letto, massimo 2 stanze a 4 letti, tutte con bagno e terrazzo. Devo dire che questo era un albergo a 4 stelle e ho sempre avuto una stretta al cuore vederlo chiuso, perché una struttura così credo che ce la potrebbero invidiare in tanti posti. Senta, però com'era questa stanza 4 giorni fa? Il pavimento adesso è celeste, un grigio celeste, prima era nero. Nero di sporco, polvere. Le macchine hanno lavorato 2 giorni, passavano 4-5 volte, macchine rotanti apposta per pulire. Senta, quante persone ci stanno lavorando giorno e notte qua dentro? Ecco, massimo 120, oggi siamo in una giornata un po' più calma perché tanti volontari hanno cominciato a lavorare, siamo in 80. E lei coordina tutte queste 80 persone? Esattamente, da 3 giorni. Allora, andiamo fuori Nicoletta e portiamo fuori, perché vi avevo promesso il paesaggio e il colpo d'occhio vale la pena, perché poi torneremo, diciamo così, a parlare della difficoltà e di quant'altro. Però guardate che paesaggio che si nota in questo momento per quanto riguarda la situazione. Un attimo che chiudiamo un po' il diaframma, eccolo qua. Guardate che paesaggio, una panoramica che guarda fino, cos'è quello lì? Il Monte Grappa, cos'è? Il Monte Grappa sulla destra. Ecco, queste sono le nostre bellezze e queste immagini devono servire a rincuorare chi in questo momento sta faticando. Senta, però è stato quasi un privilegio venire a lavorare su questo ospedale per certi versi. Ma come volontari la prima volta che veniamo dentro su un ospedale a fare pulizie, perché noi siamo abituati a lavorare su altri ambienti, situazioni difficili come terremoti, alluvioni e roba del genere. Qui sembrava qualcosa più semplice, però abbiamo visto che è duro lavorare anche dentro, fare pulizie, mettere in ordine tutto quanto. Non sarebbe il nostro lavoro, però abbiamo accettato di farlo benissimo. Poi diciamolo, insieme a voi ci sono moltissime donne, che non è che sono solo alpini. Abbiamo donne volontarie, abbiamo dei volontari che ci danno una mano perché dobbiamo imparare anche a noi a fare pulizia. Ecco, esatto. Allora adesso andiamo dentro invece, torniamo dentro con no, andiamo avanti noi che Nicoletta ci segue, perché poi volevo farvi vedere un'altra cosa particolare per ogni stanza, giusto per spiegarvi com'è l'organizzazione. Allora, noi rientriamo fuori da questa stanza, Nicoletta, fai vedere, qui ci sono, qui ci stanno ancora lavorando, mi dicono che stanno ancora lavorando perché i bagni sono stati ripristinati uno per uno, giusto? Però volevo far vedere e far descrivere questi fogli, ci sono in ogni stanza, giusto? Ogni stanza fuori dalla porta, che abbiamo fatto una checklist, quello che manca spuntiamo, o quello che è esatto mettiamo a fuoco e quello che manca
c'è una persona l'ultimo giorno controlla tutto. Ecco, guardate l'infilata del corridoio per dare la dimensione di questo ospedale, quanto grande è, perché poi è veramente... Poi, sempre con Nicoletta, vediamo un attimo qua, perché una delle cose che sembrano scontate, ma scontate non sono gli ascensori, giusto? Andiamo un attimo a vedere, perché voi avete rimesso in moto anche gli ascensori. Perché poi uno dice, ma sì, un ospedale, questo qui è fermo da 20 anni. Da 20 anni? Dal 2012. Dal 2012? Sì, ma prima questa parte qua prima, una parte... Insomma, praticamente, voglio dire, avete capito quanto lavoro c'è, però andiamo avanti a farvi vedere un po' di altre cose. Ad esempio, un'altra cosa che verrà fatta nei prossimi giorni, immagino, mi diceva il coordinatore, riguarda ad esempio l'impianto di distribuzione dell'ossigeno, perché come vedete l'ospedale è datato, dicevo, l'ospedale è datato, dopo vi facciamo vedere i bagni perché ci tengono, perché ci hanno lavorato tantissimo, quindi è giusto far vedere i bagni perché dà il senso del pulito, del sanificato. Questi però verranno modificati ovviamente. Vengono modificati, solo gli attacchi vengono modificati perché serve in caso di emergenza ossigeno o area di distribuzione dell'aria compresse. Quindi sono già venuti a vedere per intervenire assolutamente. Mattina sono qua alle 8, dobbiamo avere persone di supporto e far sporcare il meno possibile perché abbiamo già pulito. Ecco, allora adesso andiamo con la signora, perché facciamogli vedere questi bagni perché ci tengono, guardate, erano fermi da 20 anni. Questo piano da 20 anni, questo piano è stato chiuso nel 2000 e quindi 30 dicembre 2000 questo l'abbiamo chiuso ed è ripartito l'altro giorno come fosse stato chiuso ieri mattina. Ecco, però è ripartito perché ci avete lavorato come dei matti. Certo. Senta signora, adesso venga come un attimo, intanto scendiamo con Nicoletta perché questo è il quarto piano, vero? Allora, possiamo disturbare qualcuno dei volontari qui che stanno pulendo? Dai, ci dia l'autorizzazione a intervistare qualcuno. Nicoletta c'è. Però, attenzione. Pronto? Buongiorno. Da dove viene? Vedelago. Perché è venuto qua? Per dare una mano, come sempre, comunque. Protezione civile è anche questo, soprattutto questo. Grazie. Lei anche lei da Vedelago? Sì, da Vedelago. E quando è che si è offerto? Questi ci hanno chiamato e siamo resi disponibili. Ieri non ero impegnato, oggi e domani sono libero e vengo qui a dargli una mano volentieri. Grazie, buon lavoro. Senta, mi dica la verità, prima me l'ha detto, è vero che ha dovuto tenere anche a casa la gente? Sì, è vero. Ecco, questa è la parte forse più bella. Pensate che c'è la fila per essere volontari qui a riaprire l'ospedale, questo sono i veneti, io direi. No, è vero, perché di solito per fare questo lavoro pensavo un'ottantina di persone, eravamo 120, però io avevo lasciato a casa altre 30 persone, perché erano troppe persone, non riesci a controllarle tutte quante. Ecco, allora adesso... Hanno fatto lo stesso miracoli, però adesso turnazione vengono tutti. Allora adesso andiamo avanti, intanto lasciamo lavorare i due volontari. Cosa mi raccontate di questo ospedale? Allora, intanto quanti posti verranno fuori? 170 posti letto. E quindi noi abbiamo cercato di riempire le stanze di degenza che avevamo una volta, lasciando fuori delle stanze, quelle un po' o per il personale o per altre emergenze dove avevamo i blocchi operatori e quant'altro, che però nell'emergenza riusciremo a mettere altri posti letto anche lì. Si può arrivare fino a 200 posti letto. Scendiamo allora, andiamo giù di un piano perché questo è il quarto piano, quindi diciamo che ci sono giusto che ci sono 3 piani che verranno riabilitati, perché uno era proprio impossibile, sì, giusto? Sono 4 piani, in tutto vengono riabilitati con il sotterraneo che sarà il pronto soccorso, era un pronto soccorso una volta. Noi lo mettiamo in ordine per fare il pronto soccorso, l'arrivo ambulanza e il triage. Ecco, ricordiamo però che qui non verranno ovviamente i pazienti colpiti dal coronavirus, ma scendiamo dove? Questo piano per trovare dell'altra gente, comandante? Il comandante magari. Comandante, perché qui ho visto che c'è molta attività. Sì, qua stiamo portando dentro i letti, in fondo stanno portando dentro i letti. Sì, ragazzi che stanno arrivando su col montacarichi. Sì, avete attivato anche di nuovo il montacarichi. Esattamente. Volevo far vedere con Nicoletta magari dopo quando rientra, perché ci sono ancora i simboli dell'Ulsotto Veneto, giusto per dire quanto è cambiata la nostra sanità. Se vuoi far vedere il centro prelievi dell'Avis allora, che è rimasto, però questo dà la sensazione
che qui il tempo a un certo punto si è fermato e voi l'avete rimesso in moto ed è ripartito esattamente. Questa sede Avis è stata chiusa nel 2012 quando sono stati riaperti i poliambulatori di là, il padiglione vigilanza che è stato ristrutturato con la nuova riconversione ospedaliera. Però è sempre rimasto qualcosa di storico che è sempre bello trovare di tanto in tanto qualche punto storico. Andiamo a trovare qualcun altro di volontari, perché è giusto dare valore a questi volontari. Vediamo chi seleziona i comandanti, perché sono quelli che... Guarda, per me i volontari sono tutti uguali. L'importante è che stanno negli ordini, diciamo tra virgolette, e facciano il proprio dovere. Perché sono tutti alpini e quindi... Buongiorno, lei da dove viene? Da Mosnigo, a Moriago. Da Moriago? Sì. Ma perché è venuto qua invece di starsene a casa tranquillo? Perché da diversi anni faccio parte della protezione civile, quindi quando c'è bisogno... Lei è qua da oggi, da ieri? Da sabato. Da sabato, sì. Quando è entrato cosa ha provato? C'era tutto da pulire, da portare via, però eravamo in tanti, hanno lavorato tutti veramente eccezionali e quindi in poco tempo abbiamo liberato tutto e anche pulito tutto. Sapere che lo si fa per la nostra gente è chiaro, è chiaro. Direi che è quasi inappagabile, esatto, anche perché ricevi sempre dei messaggi di congratulazioni dagli amici, dal sindaco e quindi questo fa piacere. Questi sono i nostri volontari, questa è la nostra gente. Io ho insistito per questo collegamento proprio per questo, perché se venite qui e toccate con mano capite quanto cuore ci sia per fare queste cose. Qual è il momento più difficile in questi giorni che ha affrontato, quando si è vista tutta la montagna di roba? Perché voi non lo sapete, ma ogni letto quanto pesa? Un paio di quintali mi pare? Sì, poi ma nelle ruote piano piano li abbiamo portati su con gli ascensori, c'era chi li portava qua, chi li portava su, chi li metteva nelle stanze e quindi... Insomma, però è stato un lavoro di equipe e tutto è andato velocemente. Insomma. Bene, allora continuiamo ad andare a vedere, diciamo, questi. Grazie e buon lavoro. Giusto per spiegarvi un attimo come sono le situazioni. Adesso andiamo a vedere ancora una volta. Senta, mi dica la verità, lei ha anche contatti con la Lombardia, mi raccontava prima. Ma ho dei parenti, sì, medici in Lombardia e quindi diciamo loro hanno una situazione molto peggiore della nostra qua. Comunque diciamo che in questo momento dobbiamo essere pronti a entrare tutti come in Lombardia, è quello che noi stiamo facendo preparando anche questo ospedale. È meglio prevenire e poi magari non utilizzarlo? È meglio prevenire e poi non utilizzarlo e dire abbiamo fatto una bella pulizia, è stato un lavoro eccellente, eccezionale tutti i volontari che hanno lavorato qua, perché mai avrei pensato in così poco tempo riveder fiorire questo ospedale e l'eccellenza sono stati tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni qua. Abbiamo parlato prima con il responsabile della regione per diciamo, questa parte di riattivazione. Qui ricordiamo che verranno dei pazienti, ad esempio di ortopedia. Chi è che verrà, giusto per spiegarlo ai nostri telespettatori? Ma diciamo che adesso noi ancora non abbiamo direttive dal livello sanitario per sapere chi viene e chi non viene. Credo che nemmeno loro ancora sappiano di preciso, perché mi sembra che a volte dal mattino alla sera si possa cambiare nel capire cosa ci potrà essere. Si spera che qui, da quello che dicono, qui dovrebbero venire i non acuti e dopo ci adatteremo a tutto chi può arrivare qua, perché indubbiamente pronti a tutto in questo siamo momento. Pronti a tutti. E allora io invece, proprio perché è un'infermiera, vorrei che lei lanciasse un appello alle persone, perché noi ieri abbiamo fatto diversi servizi, abbiamo dimostrato di stare a casa, perché stare a casa è molto importante. In Lombardia continuano a ripeterlo, vero? Certamente, purtroppo stare a casa sarebbe la medicina migliore e indubbiamente capisco che magari chi si trova in certi condomini, in certi posti, in 40 metri quadri di casa non vedono l'ora di uscire. Purtroppo la terapia migliore è quella di stare a casa. Io spero che tutti capiscano questo periodo e bisogna stare solo a casa. Ringraziamo di cuore tutti quelli che stanno a casa, perché purtroppo se la cosa va avanti come sta andando avanti non sarà critica solo per noi infermieri che stiamo lavorando, ma può essere critica per la popolazione, per gli infermieri, per i medici, per tutti, e quindi stiamo a casa. Sì, e va ricordato che non è che prenda solo gli anziani. No, prende gli anziani, prende i meno giovani, prende i giovani, prendono tutti, nessuno è scontato che possa contrarre questo virus e quindi stiamo a casa tutti. Ecco, intanto avete sentito in sottofondo, perché il capo sta continuando a dare notizie, informazioni, a dislocare personale, perché poi c'è tutta la logistica. Ad esempio, voi dove andate a mangiare?
Fortunatamente, come sempre, i volontari degli alpini di Valdobbiadene preparano il pasto tra protezione civile e alpini nella sede dell'ANA di Valdobbiadene, hanno allestito la cucina e i tavoli e si va a mangiare lì, fortunatamente è a 500 metri da qua e quindi si va a mangiare là. Sono stati eccellenti perché preparano degli ottimi pranzi e bravi tutti. Io dico sempre che senza il volontariato l'Italia non starebbe in piedi. Va bene, allora l'ultima immagine simbolo prima di restituire la linea la facciamo con questa stanza dicendo: guardate, in 4 giorni cosa è riuscita a fare la protezione, cosa sono riusciti a fare i volontari del Veneto? In Veneto tutti i volontari quando si mettono a lavorare, specialmente gli alpini, io faccio parte del corpo degli alpini, quando si mettono a testa bassa sono i muli. E come i muli poi portano a casa quando si è in marcia, giusto? Sì, ma e non va mai lasciato indietro nessuno. Nessuno, esattamente. La nostra ricompensa è la soddisfazione di aver fatto qualcosa. Marta, se hai delle novità, se hai delle domande da fare, siamo qua in studio. Grazie Lucio, allora grazie mille a te, a Nicoletta, per questo collegamento, grazie naturalmente a tutti i volontari della Protezione Civile e degli alpini che stanno facendo questo meraviglioso lavoro. L'abbiamo sentito appunto prima dalla conferenza stampa dell'unità di crisi di Marghera. In quell'ospedale al Guicciardini di Valdobbiadene verranno ricavati altri 240 posti letto da destinare ai pazienti Covid, quindi ai pazienti malati di coronavirus del nostro territorio. Allora noi tra poco torneremo a Marghera con la nostra Ilaria Marchiori per sentire le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti appunto da lì, dall'unità di crisi della Protezione Civile. Nel frattempo l'abbiamo sentito dalle parole dell'infermiera che era ospite assieme a Lucio Zanato all'ospedale di Valdobbiadene, questo importante, fondamentale appello a tutti i cittadini a rimanere a casa. Sentiamo il servizio a questo proposito. Non c'è più tempo, non abbiamo più posti letto dove ricoverare le persone. Siamo costretti a riutilizzare i dispositivi di protezione individuale perché scarseggiano e in molte realtà quelli disponibili non sono idonei. Siamo in pericolo costante, sappiamo di rischiare ogni giorno il contagio, oltre a vivere la paura costante di portare il virus nelle nostre case. Non c'è più neanche il tempo per piangere, se non al termine dei lunghi turni massacranti. Vediamo una morte che non ha la dignità di essere celebrata, persone lontane dai loro affetti. Siamo provati, siamo pochi, in ospedale e sul territorio. Andiamo nelle case delle persone come soldati al fronte, senza protezioni, in un territorio che non riesce ad accogliere le enormi richieste di cura. Siamo soli. Se non freniamo questa valanga, pagheremo il più grande tributo, il fallimento dell'intero sistema e di ogni cosa per la quale ha senso vivere. Abbiamo bisogno di ospedali, di personale, subito, ora, non domani. Abbiamo bisogno di professionisti qualificati, non riciclati, non gettati al fronte come pedine. Abbiamo bisogno anche di voi, cari cittadini. Chiudetevi in casa. Ogni uscita apre la porta al virus. Non possiamo più permettercelo. Non c'è più tempo. Ecco, avete sentito l'accorato appello degli infermieri dei nostri ospedali che stanno lavorando incessantemente dal 21 di febbraio con turni massacranti e lo fanno per noi. Questo è l'appello, restate a casa, ciascuno di noi può dare il suo piccolo contributo a fermare questa epidemia e a non vanificare il lavoro di queste persone. Rimaniamo a casa, in fondo non ci viene chiesto un grandissimo sacrificio, certo è una libertà della quale in un certo
certo senso veniamo privati perché tutti noi siamo abituati ad andare in giro, ma in fondo ci si chiede di restare a casa, magari con i nostri figli, con i nostri cari, di guardare la televisione, di leggere un libro, di riposare sul divano, di fare un po' di attività fisica in soggiorno magari piuttosto che sul terrazzo di casa. Insomma, cerchiamo di farlo perché queste persone stanno dando il massimo per tutti noi e con comportamenti irrispettosi rischiamo veramente di vanificare lo sforzo di tanti. Allora noi ora ci ricolleghiamo con Marghera, vedo che è pronta Ilaria Marchiori che assieme a Sandro Ponchio appunto dall'unità di crisi della protezione civile ci sta aggiornando sulle notizie di andamento di questa epidemia. Allora Ilaria, eccoci qua. Sì, eccoci qui, si è conclusa da poco la conferenza del Presidente Zaia che ha esordito dopo aver dato tutti i dati giornalieri come di consuetudine, facendo ancora l'appello a tutti i cittadini di restare a casa. Ho sentito che ne avete anche appena parlato in studio, bene, bisogna continuare a ribadirlo perché lo stesso governatore ha detto ieri, ho visto io stesso e poi mi sono giunte voci e segnalazioni di molte persone, troppe che sono uscite di casa, persone che credevano tra l'altro di uscire isolate da sole anche per farsi la semplice passeggiata appunto singolarmente, ma che poi si sono ritrovate assieme ad altre magari lungo gli argini o lungo altri percorsi perché avevano fatto lo stesso identico ragionamento e quindi a quel punto, seppur restando lontani ma creando in qualche modo un assembramento, per cui non è stato per niente utile. Ha detto questo è un errore enorme, non bisogna farlo, bisogna rimanere a casa, è uno sforzo che vi si sta chiedendo, ma appunto come avete detto anche poco fa in studio non è chissà quale sforzo rimanere a casa, comunque si può trovare il modo di fare molte cose. Ha detto che però a questo proposito chiederà al governo delle maggiori restrizioni, ha detto serve un inasprimento perché evidentemente ci sono ancora delle persone che insomma non entrano in quest'ottica e quindi escono. Chiederà delle precisazioni anche per quanto riguarda la cosiddetta passeggiata o la corsa fuori, perché dice a tantissimi piace fare jogging, piace andare a correre, però insomma non è che se rimaniamo in casa, se non lo facciamo succede chissà cosa. E tra l'altro ha citato anche una podista che lo fa per mestiere e che ha detto proprio a sua volta rimanete a casa, allenatevi a casa, non uscite perché così si fa il male non solo a se stessi ma poi a chi ci sta intorno e alla comunità. È stata poi affrontata la questione tamponi di cui volevamo tutti ulteriori chiarimenti, ulteriori precisazioni. Ha detto che ci sono quasi 7.000 persone in isolamento fiduciario, questo anche dopo che la Regione ha voluto eseguire questi tamponi e che oggi siamo a una capacità di circa 3.200-3.300 tamponi al giorno. Il progetto invece è quello di effettuarne praticamente il doppio, quindi andiamo insomma a 11.000 tamponi più poi altri 10.000 che andranno eseguiti con il metodo suggerito dal professor Crisanti, ovvero a campione, come ad esempio al di fuori dai supermercati, e quindi si arriverebbe a un totale di circa 21.000. Ha dato poi delle priorità secondo cui verranno eseguiti questi tamponi, ovvero ci saranno in primis il personale sanitario, i medici di base, che lo ricordiamo nella nostra regione sono circa 3.150, le case di riposo, dunque tutto il personale delle case di riposo che ha lanciato molti appelli proprio anche negli ultimi giorni dicendo che non ci sono le mascherine, quanto insomma serve, che quindi c'è molta preoccupazione, e poi chi ha i sintomi, per cui anche le persone che sentono di avere dei sintomi, anche su queste persone verranno effettuati i tamponi. Più casi isoliamo, ha detto Zaia, più ci sarà sicurezza. Dunque in questo modo sarà possibile capire il più possibile i positivi e cercare di diffondere il virus il meno possibile. Scusate la ripetizione.
qualcuno gli ha detto che insomma si è trovato alcune segnalazioni, messaggi, ma in Inghilterra dice hanno deciso di adottare tutt'altra tecnica. Lui ha detto qui non lo facciamo nella maniera più assoluta, anzi ha proprio raccontato questo episodio che ha detto a una persona se vuole lei faccia pure la residenza in Inghilterra perché noi qui l'immunità di gregge non la vogliamo adottare. Io i miei cittadini veneti li voglio proteggere tutti e li voglio salvaguardare, e la tecnica dei tamponi sembra stia dando comunque i suoi frutti, perché in questo caso permette di isolare e capire e avere meglio la situazione sotto controllo. Abbiamo parlato anche poi della questione della produzione interna delle mascherine. C'è un problema che riguarda il materiale, perché nonostante si sarebbe pronti per poterle produrre, e ribadiamo che non c'è ancora l'ok proprio per questa questione del materiale. Stanno facendo esperimenti uno dietro l'altro, prove continue tutto il giorno da queste varie aziende. Una di queste sappiamo essere Grafica Veneta, però non c'è ancora l'ok proprio per la questione del materiale, perché alcuni sono traspiranti, altri insomma non vanno bene, ma si sta cercando di trovare la soluzione migliore nel minor tempo possibile. Ecco Ilaria, allora abbiamo sentito che poi hanno parlato anche gli assessori Bottacina alla Protezione Civile, di cui abbiamo ampiamente parlato anche nel collegamento con Lucio Zanato, e l'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che ha fatto riferimento anche alla situazione delle strutture per anziani della nostra regione. Lo ricordiamo perché proprio in questi ultimi giorni abbiamo ricevuto tantissime telefonate, soprattutto di operatori o di loro familiari, che sono molto preoccupati perché c'è una carenza di dispositivi di protezione, perché in alcune case di riposo della nostra regione ci sono dei focolai di coronavirus con degli anziani malati. A questo proposito l'assessore che cosa ha detto, Ilaria? Ecco, come abbiamo detto anche insomma poco fa, la situazione delle case di riposo è sotto monitoraggio costante, e proprio gli operatori e le case di riposo sono tra le priorità di partenza con i tamponi, quindi anche già questa è una prima azione, diciamo, in attesa che possano arrivare poi gli altri presidi di sicurezza. Il monitoraggio è continuo e costante proprio perché sappiamo che all'interno delle case di riposo la situazione è anche particolarmente delicata, proprio per il fatto che ci sono tantissime persone anziane, quindi più fragili e con eventualmente patologie pregresse. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni dell'assessore alla Protezione Civile Giampaolo Bottacina, ha detto che sono 236 le squadre operative sul campo, e che quindi stanno lavorando costantemente per occuparsi anche di quella che è l'operatività degli ospedali dismessi, che potrà esserci, ha detto, già da venerdì. Si comincerà da mercoledì sera, ma poi da venerdì proprio dovrebbe essere tutto pronto e disponibile. Quindi anche questo è stato un messaggio importante che ha voluto dare l'assessore Bottacin. Ecco sì, infatti l'abbiamo visto prima, proprio le abbiamo viste al lavoro queste squadre dei volontari della Protezione Civile e dell'ANA al lavoro per la pulizia e la preparazione dell'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Per quanto riguarda Venezia, Ilaria, so che ci sono anche alcune novità, ne abbiamo parlato nel primo collegamento di oggi, ma per tutti coloro che si fossero collegati, avessero cominciato a guardare la televisione ora, vogliamo ripetere, perché c'è stata anche un po' di apprensione tra la popolazione per il fatto che si registra nel veneziano il contagio di una bimba piccola. Sì, stiamo parlando di un caso che riguarda Mestre. C'è un ricovero di un bimbo di 2 anni
che sembrerebbe, ovviamente nel reparto di pediatria all'ospedale All'Angelo, che ovviamente sembrerebbe essersi contagiato all'interno del proprio nucleo familiare, quindi tra le mura domestiche, perché appunto alcuni parenti sono risultati positivi. La febbre non è elevata, una febbre insomma poco alta, ma per sicurezza hanno voluto ricoverarlo, vista anche la tenera età e vista la situazione, però è stato fatto presente che potrebbe essere dimesso nelle prossime ore. C'è invece un'altra novità che riguarda i senza tetto, perché all'esterno della mensa di Caletizia a Mestre è stata disposta una tensostruttura con all'interno tavoli e sedie, tutte distanziate in modo che nessuno possa venire a contatto con qualcun altro, per poter dare i pasti caldi ai senza tetto, a chi ne ha bisogno, dunque con le opportune distanze anche per la consegna poi dei cestini, in modo che non vengano intaccate, e così con tutte le norme da seguire anche da parte degli operatori che le distribuiscono. Questo in risposta anche a quanto richiesto nei giorni scorsi e alle segnalazioni fatte di queste persone che comunque si trovavano per strada, non avevano i soliti luoghi dove poter andare a recuperare un pasto caldo. Invece il Comune ha risposto in questo modo prontamente per dar loro una mano. Ecco, da Venezia, dal Comune di Venezia ci sono anche delle nuove disposizioni per quanto riguarda i cimiteri, no Ilaria? Sì, ovvero che insomma sono chiusi fino al 3 aprile come da ordinanza. I funerali saranno eseguiti solamente però con i parenti più stretti, proprio per evitare assembramenti, come è stato già insomma in questi giorni. Però Veritas ha voluto far sapere che in tutti i cimiteri del territorio di sua competenza, insomma del veneziano, fino al 3 aprile non si potrà accedere, non si potrà andare a far visita ai propri cari che sono sepolti lì. Purtroppo questo è uno degli aspetti, forse se vogliamo anche tra i più tristi e negativi di queste restrizioni, non poter far visita ai propri cari, sì in cimitero, magari forse per le persone più anziane che la vedevano un po' come una meta quotidiana, andare a poter salutare qualcuno al cimitero, e ancora non poter partecipare ad un funerale come insomma magari si vorrebbe, per dare l'ultimo saluto a qualcuno, ai propri cari. Si dice che in questo caso verrà solo rimandato, però insomma già una persona che perde qualcuno è addolorata, anche non poterlo salutare, stargli vicino come vorrebbe o come si dovrebbe, crea un'ulteriore sofferenza, un ulteriore dolore. Certo. Ilaria, io ti ringrazio per questi collegamenti, so che dovete rientrare in redazione perché insomma la giornata è ancora lunga, il lavoro da fare è molto. Grazie allora a te, grazie a Sandro Ponchio per il lavoro. Grazie. Arrivederci, a più tardi, ciao, grazie. Allora, avete sentito insomma la situazione è questa, e dai nuovi dati appunto relativi al contagio, questo ulteriore appello del Presidente Zaia a rimanere a casa, e l'appello al governo anche di inasprire le restrizioni, proprio perché situazioni come quelle che si sono verificate soprattutto nella giornata di ieri non si verifichino. Assembramenti di gente che è andata a passeggiare, tutti si sono riversati nelle aree verdi, gli argini, piuttosto che i parchi, piuttosto che le piste ciclopedonali, creando quello che è stato definito un flusso di persone che, seppur distanti anche magari 1 metro l'una dall'altra, creano con il respiro, magari anche con l'affanno della corsa, perché molti fanno pure jogging, questa sorta di aerosol che è il terreno perfetto per la diffusione del virus. Allora vediamo che cosa è successo ieri sull'argine di Padova. Siamo sull'argine del Brenta, credo. Adesso sentiamo, vediamo. Invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile. I mezzi della Protezione Civile di Padova avvisano i cittadini di restare in casa. Continua l'iniziativa voluta dal Comune per fermare chi si allontana da casa senza giustificato motivo, e lo fa passando anche sugli argini, uno dei luoghi a cui i padovani sembra non vogliano rinunciare.
Anche questo fine settimana si sono segnalate presenze in quella che i padovani considerano una palestra al cielo aperto. Palestra che però deve restare chiusa. Non è vietato praticare attività motoria, ma non è ammesso creare assembramenti. Per questo riversarsi sugli argini diventa pericoloso per sé e per gli altri. Limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Ecco, restiamo nel Padovano perché abbiamo proprio su questo argomento l'intervista che ci hanno mandato i colleghi della redazione di Padova all'assessore Michalizzi. Sentiamo le sue parole. Allora, Padova sta rispondendo bene a queste giornate, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo limitare al massimo le opportunità di contatto e quindi di contagio e quindi di propagazione del virus. Questo serve sia per la nostra salute, sia per agevolare e favorire il lavoro di tanti medici e tutte le strutture ospedaliere che in questo momento stanno conducendo una battaglia importantissima. È un grande gioco di squadra e più ciascuno di noi fa la propria parte, prima torniamo alla nostra normalità. Tra le tante cose che il Comune di Padova sta facendo abbiamo messo in campo anche la protezione civile. 12 auto al giorno con gli altoparlanti stanno girando i quartieri e gli spazi pubblici della città per lanciare un messaggio ai cittadini, quello di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo in caso di necessità. Ecco, è un modo per rafforzare questo messaggio proprio perché è la cosa più importante che dobbiamo fare, sulla quale dobbiamo concentrarci. In pochi giorni abbiamo coperto tutta la città e quindi da oggi stiamo rifacendo un secondo giro. Quindi si raccomanda a tutti la massima collaborazione, la città di Padova c'è in tutti i suoi comparti, l'amministrazione comunale, anche se magari lavorando da casa come sta capitando a me, siamo concentrati su questa partita e insieme presto, anche tenendo conto di questi accorgimenti, sicuramente ne usciremo meglio di prima. Ecco, questo è l'appello quindi dell'assessore Michalizzi, proprio perché si evitino queste situazioni di tante persone che escono per andare a passeggiare. Si tratta di un qualcosa, l'abbiamo sentito dalle parole del governatore Zaia, che pure sarebbe anche consentito dal decreto. È ovvio che però in queste situazioni, così come è accaduto, non fa altro che creare un terreno fertile per la diffusione del virus. Vediamo quindi che cosa è successo ieri a Treviso, in uno dei luoghi preferiti per le passeggiate dai trevigiani, la Restera. Restera, tarda mattina di una domenica che di normale non ha nulla se non il colpo d'occhio di un continuo via vai che offre il lungo Sile tra Treviso e Silea. Qui come altrove, perché in redazione fin dal mattino piovono le telefonate e le email. Gente in strada a Santa Bona, automobilisti e motociclisti che sfrecciano a Sant'Antonino, difficilmente tutti diretti al lavoro. Piste ciclabili a Vittorio Veneto che assomigliano a parchi gioco. In barba alle norme, a chi si è responsabilmente tappato in casa e a chi negli ospedali lavora incessantemente o peggio ancora lotta contro il virus. In molti sono usciti di casa e con la scusa dei 2 passi all'aperto hanno fatto come se nulla fosse, preoccupandosi più se fosse legittimo riprenderli con la telecamera che andare a correre. Sapete che non si può girare? Altro e non credo si possano riprendere portanti senza autorizzazione. Il sindaco ha detto che non si gira. Il sindaco ha detto che non si gira. Non si gira, non si può girare? Non si può girare. Oggi stavo facendo un giro in bicicletta. Non si può. Allora andrò a casa, mi scusi. Sì. Pochi rispetto al solito, dice chi qui ci abita. Sì, qualcuno passa, però sì. Stanno ascoltando sempre di più, dai, stanno guardando il cartello, state a casa. Ma anche meno del solito, sono sempre troppi. Il sindaco Mario Conte si sfoga via social, polizia e vigili intervengono con più pattuglie, ma per far entrare in testa quello che c'è scritto su questo cartello pare occorra insistere fino allo sfinimento.
Ecco, allora l'appello a restare a casa anche se in queste giornate belle, primaverili, si ha voglia magari di prendere un po' d'aria, comunque di fare attività fisica, di mantenersi in forma. Lo si può fare anche senza uscire da casa. Vediamo queste immagini che ci ha mandato la nostra redazione di Trieste di una persona che sta facendo jogging sul tetto del proprio palazzo, sulla terrazza del palazzo. Il panorama del resto è meraviglioso, si vede il mare di Trieste in questa splendida giornata di sole. Peraltro chi è costretto a rimanere a casa escogita così questo sistema, insomma, per continuare a fare un po' di movimento, per continuare a fare attività fisica. Quindi insomma ci si può come dire, inventare anche delle misure alternative per continuare comunque a muoversi e a mantenersi in forma. Lo sta facendo questo ragazzo, l'hanno fatto anche in maniera più strutturata diverse palestre e strutture sportive della nostra regione, fornendo delle video lezioni agli allievi con le quali appunto queste persone possono continuare i propri allenamenti da casa. È il caso del karate, delle video lezioni di karate che sono state appunto effettuate per i propri allievi dall'ex assessore allo sport del comune di Treviso, Ofelio Michielanna. Vediamo. Palestre chiuse, tutti a casa, ma la voglia di muoversi e non impigrirsi sul divano è tanta. Ecco quindi che anche il mondo dello sport cerca di adattarsi alla nuova situazione. Ora faremo alcune tecniche di base che possono essere usate anche per il riscaldamento. Il maestro di karate ed ex assessore allo sport del comune di Treviso, Ofelio Michielanna, ha pensato di tornare ad allenare i suoi allievi con le video lezioni. Ecco dunque che anche una disciplina come questa diventa digitale. E così ecco gli allievi di tutte le età che seguono le lezioni, due fratellini dal televisore in salotto, la mamma con il figlio in soggiorno e poi un giovane agonista che ripete le forme del video nel giardino di casa ed ancora un altro atleta che si allena sul terrazzo. Le video lezioni, differenziate a seconda dell'età e del corso, portano così l'attività fisica a domicilio. Ecco dunque che si può continuare a mantenersi in forma anche senza uscire di casa. Ecco, quindi insomma cerchiamo di seguire questi consigli, si può continuare a fare movimento e attività fisica anche restando nella propria abitazione o piuttosto nel terrazzo o ancora nel giardinetto se qualcuno ha un giardino privato, evitando quindi di uscire dalla propria abitazione, dalla propria proprietà. Torniamo ora nel Padovano, i colleghi delle redazioni ci stanno aggiornando con vari servizi dal Veneto. In particolare andiamo ora a Merlara, dove c'è apprensione, c'è preoccupazione per dei casi di infezione da coronavirus che si sono verificati nella casa di riposo. Vediamo. La situazione all'interno della casa di riposo Scarmignan di Merlara è oramai al limite. Nelle scorse ore si è registrato il decesso di un terzo ospite. Si tratta di una 98enne originaria di Saletto e compaesana del secondo ospite deceduto, un 89enne. Entrambi sono deceduti all'interno della struttura, mentre la prima anziana era morta dopo il ricovero in ospedale. Il sindaco Claudia Corradin, in costante contatto con i responsabili della casa di riposo, aggiorna di ora in ora il drammatico bollettino. Sono 63 su 70 gli anziani ospiti contagiati. Al momento uno solo è ricoverato. Difficile però la loro gestione e il controllo, perché ben 24 operatori su 47 risultano positivi al tampone e i 23 rimanenti stanno facendo turni di lavoro massacranti. Il presidente della casa di riposo sta cercando personale attraverso le cooperative, ma al momento ci sono stati solo rifiuti. Le brutte notizie però non finiscono qui per il piccolo comune del Montagnanese. Anche il vice sindaco Matteo Migliorin ha comunicato su Facebook di essere risultato positivo al coronavirus. Positivo asintomatico, dice, ma ora è scattato l'isolamento per i familiari e per il sindaco, chiusa in casa da giorni.
Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo con questa lunga edizione straordinaria dei nostri TG. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con questa edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata all'emergenza coronavirus. L'abbiamo sentito dalle parole del Presidente Zaia, il Veneto si sta attrezzando per la produzione in proprio di mascherine, questi dispositivi di protezione individuale ormai praticamente introvabili in tutto il pianeta. Ci sono dei problemi per quanto riguarda i materiali, ma alcune aziende insomma stanno lavorando in maniera serrata proprio per cercare di riuscire a realizzare delle mascherine omologate da poter distribuire nel nostro territorio. Uno dei principali produttori è l'azienda padovana Grafica Veneta. Vediamo. Grafiche Venete, il colosso tipografico di Tre Baseleghe nel Padovano, è pronto a produrre schermi protettivi per coprire bocca e naso della popolazione. Non vere e proprie mascherine, sottolinea l'azienda, perché per essere definiti tali servono autorizzazioni e certificazioni che l'azienda spera di ottenere nel più breve tempo possibile per attivarsi operativamente e con tutte le garanzie necessarie. In un contesto confermato di pandemia, continuano da Grafiche Venete, si tratta di dotare la cittadinanza di schermi e strumenti che possano aiutare a limitare il contagio negli spostamenti di primaria necessità. Si tratterebbe, in ogni caso, di dispositivi diversi da quelli utilizzati dal personale medico ed infermieristico. Ecco, questo allora è il servizio della nostra redazione di Padova. Vi ricordo che è sempre attivo il conto corrente della Regione del Veneto per chi volesse fare delle donazioni ed aiutare la sanità veneta in questo momento così difficile. L'IBAN lo vedete nel cartello in sovraimpressione, è il conto corrente appunto per le donazioni coronavirus. La causale è sostegno emergenza coronavirus intestato alla Regione del Veneto. Nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di mandare alla nostra redazione i vostri messaggi, foto, video per farci vedere insomma come state partecipando a questa iniziativa che si sta diffondendo in tutto il paese, degli arcobaleni appesi alle finestre con la scritta "andrà tutto bene", proprio per cercare di dare un messaggio e un segnale di speranza ai cittadini. Vediamo alcune immagini e foto che ci avete mandato, ne stanno arrivando davvero moltissime. State a casa, andrà tutto bene.
Allora, avete visto, sono davvero tantissimi i messaggi con l'andrà tutto bene e gli arcobaleni che ci state mandando in queste ore in redazione. Continuate a farlo, li manderemo in onda anche per lanciare un messaggio di speranza appunto a tutti coloro che ci stanno seguendo e che sono chiusi in casa così come bisogna fare. In questo momento così problematico e difficile ci sono anche persone che sono in apprensione per i propri cari, per i propri parenti, perché il blocco dei collegamenti con l'estero sta rendendo difficile per molti italiani che si trovano all'estero appunto di ritornare a casa. Sentiamo la storia di ritornare a casa oppure di consentire ai genitori di raggiungerli qualora ci siano dei problemi. È quello accaduto a questo papà trevigiano che ci racconta la sua storia con sua figlia che è in Australia malata grave. Lui vorrebbe andare ad assisterla ma non riesce a farlo. Sentiamo la testimonianza raccolta dal nostro Christian Arboit. Lei è un uomo trevigiano che vorrebbe raggiungere sua figlia in Australia. Perché? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che purtroppo a mia figlia è stato diagnosticato in gennaio un tumore e chiaramente io e sua madre vorremmo raggiungerla perché è da sola, c'ha il fidanzato lì vicino che è già tanto e grazie a Dio ce l'ha, però naturalmente in questi casi i genitori vorrebbero stare vicini alla figlia e non è possibile perché noi da qua non possiamo partire e anche eventualmente ci fosse data la possibilità di andare, abbiamo già sentito l'ambasciata australiana che gli italiani che arrivano in Australia non possono entrare, o bene che vada, devono subire la quarantena, per cui comunque non potremo stare vicini a nostra figlia. Ed è una cosa terribile perché io ho sentito il papà prima che parlava, un altro papà che parlava del fatto che la figlia non riesce a rientrare dalla Spagna e gli sono vicino. Magari io l'avessi in Spagna, ci andrei anche a piedi, forzerei anche i blocchi se necessario, ma in Australia a nuoto non ci posso andare. Ecco, questa era la mia testimonianza. Ecco, con sua figlia si sta sentendo. Ci stiamo sentendo, grazie a Dio. Come state mantenendo i rapporti? I rapporti li stiamo tenendo via WhatsApp, via Skype, con i video, tutto quanto, le stiamo cercando di dare forza, anche perché fortunatamente è una ragazza molto forte. Però è difficile. È molto difficile sopportare questa cosa qui. E niente, è una prova che sicuramente a me personalmente e anche a mia moglie sono sicuro ci cambierà la vita, spero in meglio, nel ritrovare magari quelle cose, quei valori che prima magari non ci pensi, perché non ci pensi finché non succede. E magari anche se succede dice, speriamo di no, prendo l'aereo e vado, ma non posso muovermi. Lei in questo momento cosa si sentirebbe di dire, che appello si sente di lanciare anche alle istituzioni? Immagino che lei voglia riabbracciare sua figlia. Sì, io voglio riabbracciare mia figlia il più presto possibile. Speriamo solo che passi tutto, perché alle istituzioni, loro magari, certo potrebbero anche starmi vicino, dirmi ok, faremo di tutto perché tu possa andare, ma c'è l'altra parte, l'Australia, che ha messo il muro. E quindi, niente, aspettiamo. Ecco, allora siamo nuovamente in diretta con questa lunga edizione dei nostri telegiornali dedicata appunto all'emergenza coronavirus. Abbiamo visto prima nel collegamento con la nostra Ilaria Marchiori da Venezia la nuova ordinanza del Comune di Venezia che chiude i cimiteri, e ora uno alla volta un po' tutti i comuni della nostra regione stanno appunto seguendo questa linea. I colleghi della redazione di Vicenza hanno raggiunto poco fa il sindaco Rucco, che appunto ha annunciato anche per Vicenza la chiusura dei cimiteri. Stessa cosa, stessa linea anche per il sindaco di Treviso. Ecco, sentiamo intanto l'intervista al sindaco di Vicenza Rucco. Ho appena sottoscritto l'ordinanza con cui chiudiamo tutti i cimiteri della città, dal cimitero maggiore fino ai cimiteri periferici,
per impedire l'accesso agli utenti, perché anche nella giornata di ieri si sono verificati molti flussi di persone che si recavano in cimitero, quindi sarà possibile per le aziende che gestiscono il cimitero lavorarci, e continuando quindi con l'apertura delle celle mortuarie e delle camere mortuarie, però l'accesso al pubblico sarà vietato almeno fino al 3 aprile, questa è la decisione dell'amministrazione comunale. Stiamo continuando nei controlli anche nella giornata di ieri, rispetto a domenica 15 marzo sono state verificate delle violazioni, le abbiamo sanzionate, continueremo ad effettuare i controlli soprattutto negli esercizi commerciali aperti al pubblico che vendono appunto prodotti alimentari, e dopodiché lavoreremo sulle persone che stanno uscendo nonostante i divieti imposti dal DPCM. Quindi un invito ancora una volta, un appello accorato a rimanere in casa il più possibile. Grazie. Ecco, abbiamo sentito quindi l'appello del sindaco di Vicenza e le nuove misure. Ora ci colleghiamo via Skype con il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buongiorno sindaco, grazie per essere qui con noi, collegato seppur virtualmente alla nostra trasmissione. Allora, ci sono delle novità anche per quanto riguarda il comune di Treviso, deliberate proprio in queste ultime ore. Quali, sindaco? Sì, buongiorno a tutti intanto e grazie per l'opportunità di comunicare ai cittadini che nelle prossime ore verranno chiusi i cimiteri, per esempio, perché abbiamo visto che nonostante gli inviti fatti, soprattutto le persone anziane, ancora non hanno capito l'importanza di rimanere in casa e quindi vanno a trovare i loro cari purtroppo al cimitero, ma anche questa è un'azione che noi dobbiamo limitare, e quindi l'invito che faccio è quello appunto di rimanere chiusi in casa. Noi stiamo cercando, dopo i parchi chiuderemo anche i cimiteri, quindi abbiamo riaperto le ZTL, quindi le zone a traffico limitato saranno percorribili esclusivamente però per le persone che devono consegnare la spesa alle persone anziane piuttosto che medicinali. Quindi stiamo andando incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini in questa che è un'emergenza sanitaria che non si era mai vista prima. Quindi tutto quello che possiamo fare, ci sono tutta una serie di iniziative che adesso stiamo definendo anche per la consegna dei farmaci, piuttosto che stiamo raccogliendo le adesioni delle attività commerciali che aderiscono alla consegna della spesa in casa. L'invito che faccio, richiamando proprio le parole vostre di ieri sera, è quello di non utilizzare la spesa come una scusa. Cioè non andiamo a fare la spesa 3 volte al giorno, ma un componente del nucleo familiare una volta a settimana va a fare la spesa per tutti e stiamo chiusi in casa. Cioè non sottovalutiamo il problema e non cerchiamo per noia o perché c'è il sole fuori di trovare ogni scusa per poter uscire. I controlli aumenteranno perché chiediamo il rispetto delle regole e tanto buonsenso. Ecco, infatti l'abbiamo proprio sottolineato ieri sera, l'aveva anche detto il governatore Zaia, che erano arrivate diverse segnalazioni proprio dagli stessi negozianti che magari vedevano la stessa persona che andava anche 2 o 3 volte in un giorno a fare la spesa, una volta a prendere una cosa, una volta a prenderne un'altra, magari appunto per avere la scusa di uscire di casa. Non è così che si fa, nel senso che appunto proprio per tutelare la vostra salute, a maggior ragione se siete delle persone anziane, è bene evitare di uscire, quindi la spesa deve essere, come dire, concentrata, no? Una volta alla settimana, magari se ve la va a fare qualcuno ancora meglio, e proprio per questo, no, sindaco, vi state anche attivando con numerosi esercenti proprio per la spesa a domicilio, la consegna a domicilio della spesa, in particolare agli anziani, pensiamo, perché ci saranno anche quelli che vanno 3 volte al giorno a comprare, una volta il pane, una volta il latte, ma ce ne sono anche tanti. Abbiamo ricevuto davvero tante telefonate in redazione di anziani che sono invece terrorizzati, sono davvero terrorizzati, rimangono barricati in casa, non hanno neanche il coraggio di aprire la porta, e quindi sì, ovviamente... Esatto. Stiamo preparando una tabella riepilogativa che poi cercheremo in tutti i modi di fare arrivare in tutte le case, dove mettiamo a disposizione una serie di numeri di telefono, sia per i farmaci che piuttosto che per la spesa, piuttosto che per il supporto psicologico, perché anche questo aspetto non è da sottovalutare sulla tenuta psicologica della nostra comunità. Oggi
chiamata a un periodo di sacrificio davvero forte, perché noi facciamo gli appelli, però ci rendiamo conto che rimanere chiusi all'interno delle mura domestiche tutto questo tempo, e soprattutto per un periodo così lungo, non è facile per nessuno. Poi ci sono i figli, ci sono le persone anziane che hanno delle esigenze diverse, però insomma non stiamo trascurando nessun aspetto di questa emergenza, ci tengo a sottolinearlo. Noi siamo operativi dal municipio, però per esempio già come Comune di Treviso abbiamo dato un bel esempio: più di 300 dipendenti del Comune di Treviso stanno lavorando da casa, quindi con lo smart working, che è un'iniziativa importante che va a tutela dei lavoratori, degli utenti e anche delle famiglie stesse, che possono vedere comunque un'amministrazione operativa, quindi uffici che lavorano ma da casa e in massima sicurezza. Certo Sindaco, lei ha parlato appunto giustamente anche del supporto psicologico, perché non dobbiamo dimenticare che in questo momento così difficile, insomma, i nervi di tutti sono messi a dura prova, un po' per ovviamente la situazione, essere costretti a casa, un po' per chi invece è costretto a uscire per andare a lavorare, la paura di prendere il contagio, il trovarsi così all'improvviso di fronte ad una situazione del tutto inedita, inaspettata, che nessuno di noi mai e poi mai avrebbe pensato di affrontare. Penso che anche le persone più forti ogni tanto abbiano qualche momento così di cedimento. Lei è un sindaco, un primo cittadino. L'altro giorno, quando era venuto qui nostro ospite, fuori onda, mi diceva: tutto mi sarei aspettato nella mia vita fuorché questo. Capita anche a lei, sindaco, di avere qualche momento così? No, guardate, io credo che finita questa emergenza una puntata sul tema, sul ruolo del sindaco, credo che ce la meritiamo, perché oggi noi dobbiamo tenere una posizione di equilibrio tra le preoccupazioni dei cittadini, quelli preoccupati giustamente per la salute, la preoccupazione degli imprenditori, dei commercianti, dei lavoratori, dei dipendenti comunali, l'equilibrio dei conti, le scelte governative, le interpretazioni del decreto. Insomma, il ruolo del sindaco oggi è davvero un ruolo che non consente momenti di tentennamento e non ci consente neanche momenti di depressione. Quindi siamo sul pezzo, stiamo lavorando tantissimo. Ci tengo a sottolineare una cosa: questa mattina alle ore 13 con la polizia locale e i volontari della protezione civile abbiamo fatto un flash mob, che per gli anziani che ci stanno ascoltando significa un momento di incontro sempre rispettando le distanze di sicurezza, per portare la solidarietà ai medici, agli infermieri, agli operatori, ma in generale a tutte le persone che stanno lavorando all'interno dell'ospedale, perché non vorrei dimenticare chi sta facendo le pulizie, piuttosto che chi sta cucinando, chi porta il cibo, chi svolge ogni tipo di servizio all'interno della struttura. Lì dentro ci sono persone che stanno soffrendo e qualcuno purtroppo è anche venuto a mancare. Quindi abbiamo voluto portare questo abbraccio virtuale a tutte le persone impegnate oggi all'interno struttura, e gli infermieri che uscivano dal servizio nel ringraziarci ci hanno fatto proprio questo appello da portare ai cittadini, invitandoli di stare a casa, un po' richiamando anche la polemica di ieri con le persone che vanno a fare la passeggiata col cane piuttosto che la corsetta. Oggi siamo chiamati tutti a fare dei sacrifici, indipendentemente da quello che il decreto consente o non consente. Oggi dobbiamo ascoltare la nostra coscienza. La nostra coscienza ci dice che c'è gente che sta sacrificando tutto per garantire la salute delle persone, e quindi credo che possiamo tutti rinunciare alla corsetta o alla passeggiata, proprio per questione di rispetto all'interno della comunità. Ecco, è anche proprio per non vanificare gli sforzi enormi che queste persone stanno facendo che tutti noi siamo chiamati a rispettare queste raccomandazioni, anche perché appunto non dimentichiamolo che basta uno, insomma, per diffondere il virus. L'abbiamo visto, no? Il codice, adesso non ricordo esattamente tecnicamente come si dice, comunque il codice di diffusione 2,4
quindi una persona contagiata ne contagia 2,4 e il tutto a moltiplicare, quindi si capisce insomma come basta poco per far sì che il contagio si diffonda in maniera esponenziale, come purtroppo sta anche accadendo, e ovviamente va a vanificare anche lo sforzo di tutti coloro che invece rimangono in casa e fanno di tutto per rispettare le regole, oltre naturalmente a tutti quelli che stanno lavorando, come appunto diceva giustamente lei, nelle strutture ospedaliere, ai quali va chiaramente tutta la nostra gratitudine e tutti i nostri ringraziamenti, no Sindaco? No, anche perché tutti sono preoccupati di essere contagiati, ma non tengono in considerazione un'ipotesi che potrebbero essere loro che magari asintomatici contagiano gli altri. Se noi ci mettiamo in questa modalità, cioè ci convinciamo che potremmo essere noi coloro che contagiano gli altri, cambieremo tante nostre abitudini, a partire dalla mascherina, che è importante, che continuo a non vedere nelle persone che anche per questioni di lavoro piuttosto che per fare la spesa non la indossano fuori per le vie della città o fuori dai supermercati o nelle farmacie. Questa oggi è importantissima. I numeri dei contagi sono in continuo aumento, ma stanno seguendo la linea delle previsioni, quindi non allarmiamoci più del previsto, però oggi più che mai è fondamentale che ognuno faccia la sua parte, come se fossimo in una squadra di rugby. Nel rugby i di 15 giocatori sono tutti forti e tutti importanti uguali, tutti devono spingere nella stessa direzione. Basta una persona che non spinge nella stessa direzione e vanifica il lavoro di tutta la squadra. Quindi, siccome siamo una terra dove il rugby ha una tradizione molto importante, oggi è il momento di tirar fuori proprio questi valori. Spingiamo tutti nella stessa direzione, perché così riusciamo a avanzare tutti insieme, e prima avanziamo, prima arriviamo in meta, e la meta è l'uscita da questo tunnel che, consentitemi di dire, è un vero e proprio incubo, indipendentemente dai fattori, sia da un punto di vista della salute, che da un punto di vista economico, che da un punto di vista psicologico. Quindi impegniamoci, un piccolo sforzo da parte di tutti e ne usciamo quanto prima. Sicuramente, questo non ci stancheremo mai insomma di ripeterlo in questi giorni. Lei ha citato il rugby, ha fatto questa metafora del campo da rugby. Sindaco, mi permetto di fare una battuta un po' per sorridere, per alleggerire anche questo clima che è davvero purtroppo così pesante in queste giornate. Nelle partite di rugby c'è sempre il terzo tempo, si attende, no, questo, e tutti noi attendiamo il terzo tempo di questa difficilissima partita, no Sindaco? Sì, siamo molto concentrati sul presente per gestire l'emergenza, però garantisco ai cittadini che stiamo organizzando e stiamo progettando questo famoso terzo tempo, che sarà un rilancio molto importante per la città. Considerate che io ho la convinzione, l'ho definito effetto pendolo, nel senso che oggi stiamo tirando tanto da una parte, chiedendo sacrifici, paralizzando di fatto il paese, fermando l'economia, ma nel momento in cui supereremo l'emergenza e molleremo il pendolo, arriverà anche un periodo dalla parte opposta dove ci sarà anche tanta abbondanza che non ci farà recuperare quanto abbiamo perso oggi, ma accelererà i tempi della ripresa anche economica per i nostri cittadini e per le nostre comunità. Ecco, sicuramente. Intanto comunque noi dobbiamo concentrarci tutti per uscire il prima possibile e il meno danneggiati possibile dalla fase dell'emergenza. Grazie allora Sindaco, naturalmente provvederemo a pubblicare, a pubblicizzare questa tabella con il vademecum, insomma, per le persone costrette a rimanere a casa, pubblicata dal Comune di Treviso, quindi tutti i numeri di emergenza, come fare per farsi consegnare la spesa a domicilio, per i farmaci a domicilio e quant'altro. Grazie ancora allora al Sindaco di Treviso, Mario Conte, grazie ancora e buon lavoro Sindaco. Grazie a voi e prendiamoci cura di noi stessi. Grazie, arrivederci. Allora, dalla regia chiamano la pubblicità, noi ci fermiamo per qualche istante, a tra poco.